della Corte, sono l'avvocato De Caro, difensore dell'onorevole Nicola Cosentino. Io vorrei farle alcune domande, partire da una ricostruzione di cui lei ha già parlato col pubblico ministero, e che io ho letto nel verbale di dibattimento, non essendo presente alla scorsa udienza, ma volevo capire se mi conferma alcune cose, per ovviamente il senso, lo dico anche per il Presidente, e capire la fonte delle sue informazioni. Lei mi pare di aver capito che come dire, il primo rapporto con il cosiddetto clan dei Casalesi ce l'ha nel 1988, giusto? Buongiorno alla Corte, buongiorno a voi avvocato. Volevo dirvi una cosa, è molto prima del 1988, stiamo parlando della prima volta che ha partecipato come consigliere provinciale. Adesso no, chiedo scusa, preciso, signor Della Corte, io sto parlando di lei in questo momento. Ho detto lei della Corte Francesco, quando ha avuto il primo contatto criminale, tra virgolette, criminale, con il clan dei Casalesi. Lasci stare, scusa, signor non avevo capito. Sì, nel 1988. Nel 1988. Senta, poi precedentemente al 1988 invece, volevo sapere in che anni, se possibile, lei ha detto che faceva parte di un gruppo criminale che commetteva rapine, uffici postali, banche, furgoni blindati. In che periodo più o meno lei ha fatto questa attività criminale? 86, 88, 89. Dall'86 all'88, 89, giusto? Esattamente. Okay. Esattamente. Senta, poi volevo dirle, lei poi ha avuto una serie di arresti. In particolare, lei nel 1988, 89, anzi 88, perché quello che lei dice è 88, entra in rapporto col clan dei Casalesi. Con quale persona del clan dei Casalesi entra in contatto? Un certo Iavarone Francesco di Carinaro, legato alla Francia Bidognetti. Poi questo tizio viene ucciso, mi pare, questo Iavarone. Esattamente. Si ricorda in che anno è stato ucciso questo Iavarone? Nel 1989-90, se non erro. E poi lei ha avuto rapporti con quale persona in maniera specifica del clan dei Casalesi dopo la morte del signor Iavarone? Bidognetti Francesco. Con cui è stato in rapporti, mi pare, fino al 1985. Fino al 1995, chiedo scusa, è stata una mia gaffa. 1995, giusto? Esatto. In particolare, lei ha già riferito che nel 90-91, lei rispondendo al pubblico ministero, il pubblico ministero le chiede, nel 90-91 lei riceve l'investitura di Bidognetti, lei effettivamente fino a quando continua a collaborare con lui, lei dice fino al 1993 che fu arrestato, 1994, la fine del 94, mi conferma che lei fino al 93-94 ha avuto rapporti diretti con Bidognetti Francesco, giusto? Fino al 1993, fino al suo arresto. Che è avvenuto, lei dice il 93, giusto? Esatto, che io ricordi. Senta, poi nel 95 lei si è rotto con usiamo questo termine, insomma, ha rescisso il legame con il clan Bidognetti, giusto? Esatto. E da quel momento in poi lei, mi pare di aver capito, aveva un'autonomia, però un'autonomia che era, come dire, non era ostacolata dal clan dei Casalesi, vero? Un'autonomia criminale, ovviamente. Esatto. Poi viene arrestato nuovamente, poi dice nel 97 lei è stato fuori regione, in Lombardia e Piemonte, pur avendo sempre rapporti con il paese fino al 2000. Innanzitutto, quando si parla di paese, rapporti col paese, a quale paese ci si riferisce?
Mi riferisco sempre a Casal di Principe, il mio paese, Villa di Briano, che è legato a Casal di Principe. Il suo paese è Villa di Briano, però, giusto? Esatto. Pronto? Chiedo scusa, è Villa di Briano il suo paese? L'avevo risposto, avvocato, sì, no, non avevo Villa di Briano, il paese nativo. Senta, poi lei viene arrestato nel 2000 e rimane in carcere fino al 2004. Febbraio 2001, se non erro, fino al 2004, sì. Sì, è arrestato nel 2001, ha ragione, il 2000 era una prima sua risposta, poi ha detto 2001. Senta, e poi nel 2004 esce, fino al 2008, data in cui viene arrestato nuovamente. Lei, dal punto di vista criminale, è sempre autonomo o è legato al clan dei Casalesi e a chi se è legato al clan dei Casalesi in particolare? Ero autonomo come gruppo e come persona, ma comunque sempre con buoni rapporti con il clan dei Casalesi, sia con i Bidognetti e sia con gli Schiavone, nonostante tutto che c'era stata la rottura prima con il clan Bidognetti. Però lei si occupava di affari criminali per i fatti suoi, voglio dire. Sì. Senta, poi invece lei viene arrestato il primo nel 2008, se non erro, e rimane in carcere fino a qualche giorno prima di Pasqua del 2009, giusto? Sì. Sì. Aprile 2009 dovrebbe essere, almeno Pasqua mi pare che il 2009 è stato ad aprile, quindi Giusto. ad aprile 2009. Poi viene arrestato qualche giorno dopo, sostanzialmente 2009. Perché Maggio 2009. viene arrestato nel maggio 2009 e rimane ininterrottamente detenuto fino alla sua collaborazione, giusto? Fino ad oggi. Fino ad oggi, ed in particolare fino a quando non sceglie di collaborare con la giustizia. Esatto. Senta, allora la domanda che io le chiedo, quindi per esempio, lei dice, è una domanda che le fa il pubblico ministero, una risposta che lei dà alla domanda del pubblico ministero che non riesco a capire. Nel 2009, per conto di Nicola Schiavone, sono entrato a far parte del clan e avevo campo libero su tutto. Praticamente al di fuori di lui nessuno mi poteva dare ordini. Quindi diciamo che ero un responsabile per quanto riguarda Nicola Schiavone. PM dice un suo uomo di fiducia, lei dice sì. Pagina 19-20 delle precedenti trascrizioni. Mi chiedo scusa, ma il periodo storico di riferimento è dal 15 aprile, 16 aprile al 5 maggio, 4 maggio, a quando l'è arrestato? Sono 15 giorni che lei è uomo di fiducia del clan Schiavone, o ho capito male? Giusto, 32-33 giorni. 32-33 giorni, in cui è stato un punto di riferimento del clan Schiavone. Senta, e in questo periodo lei ha avuto modo di interessarsi di elezioni politiche nel periodo in cui lei è stato uomo di fiducia del clan Schiavone? Siamo nel periodo aprile-maggio? No. Ha avuto modo di ricevere notizie circa particolari attività che in quel periodo il clan Schiavone stava facendo per appoggiare attività politiche? Sempre in quel periodo? No, perché non c'erano. Al momento non c'erano elezioni oppure movimenti politici, però ho avuto modo di interloquire con Nicola Schiavone su altre determinate cose. Sì, no, a me interessava sapere se avete in quel periodo diretta contezza di attività di appoggio politico fatto in quel periodo. Non ne avete, giusto? Vi confermo di no, avvocato, no. Senta, poi in particolare lei entra a far parte del clan dei Casalesi nell'88. Volevo un'ulteriore specificazione, ma lei fatti precedenti all'88 ne conosce relativi al clan dei Casalesi, oppure le prime sue informazioni sono successive all'88, come sembrerebbe, cioè dopo che lei entra a far parte del clan dei Casalesi?
Avvocato, per fare un rammento di quello che è la mia vita. Sì, io sono di Villa di Briano, nativo di Villa di Briano, cioè, ho sempre vissuto su Casal di Principe e ho frequentato le mie prime scuole a Casal di Principe, quindi ho vissuto sempre con le persone che oggi sono i responsabili criminali di maggiore livello. Io comunque ho sempre frequentato tutti quanti, quindi diciamo che dalla mia infanzia ho praticato sempre i personaggi che oggi fanno la storia della camorra della Gravesana. Sono d'accordo, però non credo che quando uno nella sua infanzia frequenta delle persone ha notizie di cose criminali. Le cose criminali si sanno quando uno fa parte di un gruppo criminale, almeno così credo, poi se sbaglio mi corregga. Ecco perché volevo sapere più o meno che periodo lei sa di queste cose. Le ho fatto un rammento della situazione sulla domanda che lei mi ha posto, dicendomi fino a che punto potevo conoscere, quindi ero sempre in contatto con quasi tutte le persone. Però effettivamente le mie responsabilità cominciano dal 1988. Senta, poi io invece scenderei un poco adesso più nel particolare. Vorrei un attimo chiederle una cosa. Lei fa riferimento, prima mi ha addirittura anticipato, nel senso, quando io le ho chiesto del suo rapporto con i casalesi, lei faceva riferimento invece alle elezioni provinciali e quindi all'onorevole Nicola Cosentino. E allora veniamo a questo profilo. Lei ha parlato la scorsa udienza, sempre per il verbale pagina 31 e seguenti, di questo appoggio dato alle prime elezioni provinciali nelle quali si è presentato l'onorevole Cosentino. Mi conferma di questo appoggio? Io le confermo che io ho avuto possibilità, se per l'onorevole Cosentino ho sempre avuto la facoltà di dargli appoggio in qualsiasi momento, ma adesso non ricordo in quale sia la data con precisione, però la data da prima di questa data già è avvenuto. Sì, da prima di questa data, se non ricordo la data è un po' difficile dire che cos'è prima di questa data, cerchiamo di capire qual è la data. Allora, lei alla scorsa udienza ha parlato prima di un suo zio che era ex sindaco di Villa di Briano, dove è radicata la sua famiglia, giusto? Sì, le confermo. E che praticamente spesso ha visto l'onorevole Cosentino, spesso, magari lei dice a qualche riunione che veniva fatta, parlo sempre della casa di mio zio a Villa di Briano, di suo zio della Corte Giovanni, giusto? Confermo. Poi parla in particolare delle elezioni provinciali dove a Villa di Briano fu dato un appoggio a Nicola Cosentino. Mi conferma questa circostanza? Sì. E allora è lei che dice, quindi si portavano, glielo dico, il PM le chiede in che senso fu portata questa candidatura di Nicola Cosentino. Si portava Cosentino Nicola come candidato alla provincia, se ricordo bene, la prima volta, sempre con l'aiuto nel CAN, poi c'era un discorso che Cosentino Nicola era in un certo modo originario pure di Villa di Briano, perché la madre era di Villa di Briano, quindi parliamo di un appoggio dato a Villa di Briano alle elezioni provinciali. Quindi siamo alle prime elezioni provinciali, alle elezioni provinciali degli inizi anni '80, giusto? Lo dice lei? Quindi stiamo parlando degli inizi anni '80, dice il PM, e lei dice sì, giusto? Sì. Senta, e in queste elezioni degli inizi anni '80 che tipo di appoggio gli fu dato e soprattutto lei che cosa ha fatto, che cosa ha saputo? L'appoggio che venne dato ed è stato dato a Nicola Cosentino, logicamente stiamo parlando di politica, è un appoggio politico, quindi nel provvedere a raccattare i voti per il soggetto che stiamo parlando. E comunque che io ricordo, essendo di famiglia, essendo tutti i giorni a contatto con quelle persone, le cose che prima le ho confermato pure davanti al pubblico ministero. Ho capito, però senta, chiedo scusa, una curiosità.
Le elezioni provinciali... Avvocato, mi perdoni, non ho sentito. No, lo stavo dicendo. Le elezioni provinciali che hanno avuto, come dire, che si sono svolte, che avevano come bacino elettorale anche il collegio Casale, Villa di Briano, Frignano, sono del 1980. Ora, lei è nato il 69, nel 1980 aveva 10 anni, 11 anni. Posso sapere, anche perché io a 10 anni non mi occupavo di politica, a dire la verità, e credo che in genere i bambini non si occupino di politica. Come fa lei a sapere che nel 1980 fu appoggiato l'onorevole Cosentino a Villa di Briano? Perché lei aveva 10 anni e mezzo, se non erro. Avvocato, avevo quell'età circa, qualche anno in più, qualche anno in meno, però io le posso garantire che No, guarda, se gli anni ricordo alla persona in questione direttamente con l'emblema in mano del Sole Nascente che portava il PSD di quell'ora, di quella situazione, e le sto dicendo che comunque io ero abitué tutti i giorni nel salone di casa di mio zio, dove avvenivano queste riunioni, a sentire e a vedere le determinate cose che io prima ho poc'anzi confermato. Quindi lei... se le devo dire, chiedo scusa, se le devo dire che io personalmente a quell'età abbia procurato i voti, così gli starei dicendo la bugia, però che io sulla domanda postami ho detto che la persona in questione, oppure con il suddetto mio zio, che cosa era avvenuto, sono le cose che ho dichiarato. Senta, lei ha dichiarato anche di finanziamenti relativi a quelle elezioni, sempre in un momento storico nel quale lei aveva, perché gli anni si contano uguali per tutti, 10 anni e mezzo. Mi fa capire, per piacere, mi dà un'indicazione precisa delle fonti da cui ha saputo queste cose, perché non è normale, converrà con me, che a 10 anni e mezzo si partecipa alle riunioni elettorali e politiche, sia pure a casa di uno zio. Poi, se per lei è normale, andiamo avanti, ho altre domande da fare. Per sapere, per Avvocato, capire. mi scusi, mi oppongo alle domande così formulate. Non ho dubbi che si oppone alla No, domanda. non oppongo alle domande così formulate, nel senso il concetto di normalità è relativo, se può essere fatta la domanda secca, anche suggestiva, ma senza queste categorie. Se è suggestiva, il concetto suggestiva di normalità sì, è oggettivo, lei che a 10 anni una persona si No, Va interessa di bene, politica. la domanda è stata rivolta, come sapeva criteri di normalità. queste cose? Allora, stiamo parlando di fonte diretta che io personalmente ho assistito, però per rispondere alla domanda dell'illustre avvocato volevo dirvi una cosa. Grazie. A quell'età avevo 11 anni, certo, prima ancora della questione Cosentino che stiamo parlando. E il signore la presenta, lo sa bene, noi portavamo una lista civica che si chiamava La Colomba, quindi già andavamo a mettere in giro striscioni, portavamo magari vedere qualche persona se faceva il doppio gioco, quel che sia. Diciamo che in un certo qual modo io ci sono nato in questa questione della politica. Però l'avvocato voglio fare solamente un esempio. Si ricordi che a Napoli i bambini di 7 a 8 anni fanno già gli spacciatori, quindi perché gli dovrebbe essere così introversa la situazione che uno a 11 anni potrebbe già capire una situazione? Per l'amor del cielo. Ma questo non lo voglio fare per presunzione, ma purtroppo è la verità. Sì, questo ne prendo atto. È un po' diverso fare lo spacciatore, purtroppo, che non occuparsi di politica, è una cosa, però è una mia... Siamo come dire, abbiamo idee diverse, ma non fa niente. Volevo chiederle, però, già che dobbiamo parlare di fatti, chiedo scusa, lei ha detto una lista civica che prima ancora portavate una lista civica che si chiamava La Colomba. E in che anni? Se l'80 c'è stata l'elezione provinciale di cui abbiamo parlato, prima ancora, che significa? In che anni parliamo della Colomba? Giusto per capire, per verificare. Stiamo parlando già di qualche anno prima, quindi perché io ricordo che poi quanti anni prima? Adesso con precisione non glielo saprei. Più o meno, l'ordine di grandezza. 2, 3, 4, 5, l'ordine di grandezza.
Ma sì, all'incirca già questa, che io ricordo io, insomma, praticamente, ma già pure prima, perché poi, se non sbaglio, la prima volta che abbia Senta, però ancora prima, mi concorso... consenta, signor della Corte, va bene che noi possiamo... Però no, Presidente, però ancora prima, lei era un infante. Ma sì, ma deve far finire la No, risposta. chiedo scusa. Presidente, chiedo scusa. se fa finire l'esaminato, soltanto per finire, per vedere cosa dice. Diceva un... E chiedo scusa al Presidente, c'è anche posizione della difesa, perché il collega non può mettere in discussione la veridicità del test, deve fare le domande, poi in sede di discussione dirà se il test è veritiero o non è veritiero, ma io non non può sto, al di là di tutto bisogna farlo collega, finire. ti posso garantire, io non sto affatto giudicando la verità. Bisogna farlo finire. Sto cercando di capire in che anno Cerchiamo. lui ha conoscenza della cosa. Ma lo Di faccia andare finire, stava avanti. parlando. Stava finendo. Questo Volevo non dire si può una interrompere. cosa, avvocato, abbiamo fatto una polemica inutile su un discorso. Io stavo dicendo che mio zio ha portato oppure è stato a capo di una lista civica chiamata La Colomba, che veniva prima di quell'età che io, cioè di quella data che io avevo detto. Non gli stavo dicendo che l'ho portata io, Che data? oppure abbia io concorso volevo io. solo sapere che data, perché lei ha detto... Sulla domanda che lei mi ha fatto molto prima del 1980-82, se non mi sbaglio, perché quella è stata la data di cosa? 82, se non mi sbaglio, nemmeno 80. Chiedo scusa, molto tempo prima, che significa 3, 4, 5 anni? Io questo volevo sapere, non sto facendo polemiche, sto cercando di avere delle date, perché se abbiamo delle date possiamo anche fare il nostro mestiere, che è quello di verificare e controllare. Stiamo parlando della nascita della lista civica, prima cioè, nella metà degli anni 70, forse pure prima, comunque e questa lei, chiedo scusa, signor della Corte, ne ha una cognizione diretta o gli è stato riferito? No, sono venuto a conoscenza, essendo in famiglia, che la lista esisteva già da tanto tempo. Prima venivano, le elezioni venivano svolte, oppure la campagna elettorale veniva svolta in casa mia proprio personalmente, dove abitavo io e dove abitavo pure mio zio, e poi dopo, in seguito, è stato cambiato, mio zio ha cambiato residenza ed è stata svolta a casa di Teleporte Giovanni. Ma le prime volte le elezioni politiche sono state svolte nel cortile di casa mia. Va bene, ok, ne prendo atto della risposta. Senta, poi... Cioè, scusi, le ha detto le elezioni, cioè la propaganda elettorale, vuole dire? Sì, chiedo scusa, la campagna elettorale. Poi volevo dirle, lei ha prima rispondendo ha detto non solo in quella elezione, ma io mi sono interessato altre volte. Mi può dire in quali altre elezioni lei si è interessato della candidatura di Nicola Cosentino, e se mi può precisare i tempi e il tipo di elezioni? Avvocato, al momento, questa è una domanda che mi fu posta pure dal pubblico ministero, non rammento, però come le avevo detto prima, in qualsiasi volta che Nicola Cosentino abbia concorso o come regionale o provinciale o altro, alla fine dei conti da parte mia c'è stato sempre interesse a procurare i voti per la persona in questione, perché comunque già da mia conoscenza è che dal clan c'era sempre stata una disponibilità nell'appoggiare la persona, mi sono sempre interessato. La domanda precisa io non le saprei rispondere perché adesso sono un poco in confusione, però non ricordo con precisione la data precisa. Le posso dire che qualora sia avvenuta una situazione del genere, mi dica. Non la voglio interrompere, però per passare da affermazioni così generiche a affermazioni un po' più precise, se ci riusciamo. Se non ci riusciamo vuol dire che il mio tentativo sarà stato vano. Vorrei capire almeno una ipotesi. Per esempio, lei dice, le faccio un riferimento a una cosa che lei ha detto, così andiamo a ricordi più precisi. No, perché lei, due riferimenti, lei nel corso del verbale scorso parla di un appoggio preciso dato nel 1994 a Cipriano Chianese, candidato alla Camera dei Deputati e mi pare per Forza Italia, candidato, appoggio che non ebbe buon fine. Poi quindi cominciamo da quello, si ricorda questo? Sì. In quel periodo sì. Avete anche appoggiato, si ricorda questo, quindi devi avere una memoria storica precisa di quel periodo, avete anche appoggiato Nicola Cosentino in qualche elezione? No, a quel periodo ricordo solamente
almeno al momento, ricorda, cioè, il discorso elezioni Chianese Cipriano, avvocati cipriesi per Forza Italia. Gli anni successivi si ricorda di qualche elezione precisa? Con gli anni successivi le posso, ecco, insomma, non sono preciso, però quando ha concorso l'onorevole Cosentino, comunque da parte mia, oppure da parte dei familiari, da qualcun altro, comunque c'è stato già appoggio. Sì, però con la precisione della data precisa, insomma, non gliene serve. Mi può dare una indicazione un poco più precisa, se riusciamo, anche perché lei ancora dice a pagina 36 il pubblico ministero le chiede in cosa si è articolato il vostro appoggio che avete dato a Nicola Cosentino a seguito delle direttive del clan dagli anni '80. Lei dice: dottore, se vogliamo essere precisi, ancora oggi è durato, perché nei nostri paesi la candidatura di Nicola Cosentino è stata appoggiata fino all'ultimo che è stato candidato, quindi specialmente a casa nostra non è mai finita questa situazione, quindi sembrerebbe essere in possesso di notizie precise. Me le può esplicitare? Mi può dire nell'ultimo periodo quindi quando il suo ricordo è più vivo, una elezione nella quale avete appoggiato Nicola Cosentino e cosa avete fatto per appoggiarlo? Stiamo parlando di qualche anno fa. Avvocato, parliamo di qualche anno fa. Io esco nel 2004, quindi stiamo parlando 2004-2005. Questo l'ho dichiarato pure in precedenza. Mi serviva fare un favore a una persona per farla entrare, addirittura a fare lo spazzino, stiamo parlando di un monnezzaio praticamente. È un discorso del genere, per fare il monnezzaio si doveva chiedere il favore oppure il beneplacito di Nicola Cosentino. Cioè praticamente qua pure per fare la monnezza si va a chiedere un discorso a Nicola Cosentino. Voi mi volete venire a dire... E non così, perché io ammiro il vostro lavoro. No, io non le voglio dire niente. Che magari, guardi, non ci preoccupi. Perdonatemi. Mi vuole dire che magari dia le risposte, si limiti a dare le risposte, abbia pazienza. La Corte. Chiedo scusa, signor Presidente, perché lo sa, perché per me era quasi data una cosa per scontata, però chiedo perdono e scusa, perché effettivamente ovviamente è stato un poco... l'avvocato sta facendo il suo lavoro. Quindi non è lei che deve, diciamo, valutarlo o dare un apprezzamento. Mi scuso per questo mio colpo di testa, Presidente. Signor Della Corte, le ribadisco, perché le ho fatto la domanda e lei mi ha risposto con un argomento che con la domanda che io le avevo fatto non è che c'entrasse molto. Cioè mi ha risposto dicendo Nicola Cosentino era un uomo politico importante, quindi bisognava rivolgersi a lui. Il problema è un altro, vorrei sapere, nell'ultimo periodo, cosa che lei ha riferito in via generica nel verbale di dibattimento ultimo in cui è stato sentito avanti a questo eccellentissimo tribunale, prima ho individuato anche la pagina, pagina 36 per la trascrizione, per che mi possano controllare i giudici e il pubblico ministero. Lei dice è stata appoggiata fino all'ultimo. Allora volevo sapere se lei sa di una elezione precisa negli ultimi anni e di una modalità precisa con cui è stato appoggiato. Abbiamo fatto una cosa, siamo andati in un posto. Avvocato, io le avevo risposto già pure prima. A mia memoria oggi non ricordo con precisione una data precisa di un avvenimento che è avvenuto. Le stavo dicendo che qualora sia avvenuto da parte mia c'era sempre stato un appoggio. Però se mi farebbe la domanda di dire dove magari sono venuto a conoscenza che magari è stato dato un appoggio con la SILA, potrei rispondere diversamente. Senta, ancora cambierei un attimo adesso argomento. Lei la scorsa udienza ha parlato di questa vicenda della Concordia, che è una società di erogazione del gas, che dice è sempre riferita a Nicola Cosentino. Mi può essere un po' più preciso, cioè chi glielo ha detto, come lo ha saputo, quali sono gli elementi precisi a sua conoscenza? Innanzitutto questa cosa, questa Concordia che si occupava di erogazione del gas, sa che cos'è? Sa a chi fa capo, a chi fa riferimento? Come si chiama con precisione?
Allora, con precisione abbiamo detto, l'abbiamo chiamata la Concordia, quindi praticamente, e certamente non è l'azienda di pompe funebri, ma... Sì, no, questo l'abbiamo specificato, l'aveva già detto al PM, per l'amor del cielo. Mi riferisco, perciò le ho detto. La questione di come io sono venuto a conoscenza di questo caso, per puro caso, nel 2006 avevo bisogno di un allacciamento di corrente, di energia elettrica, cioè come si chiama? Di gas. L'allacciamento del gas. E quando ho chiesto a chi magari ci dovevamo rivolgere, perché comunque in precedenza a Villa di Briano era stata fatta la linea del gasdotto, quindi era stato fatto già un lavoro appaltato, un discorso internos, sempre che riguarda a Clan. Però comunque era già fatto un discorso appaltato e quindi si era portato il gas a Villa di Briano. Quando io nel 2006 ho chiesto a chi potevo rivolgermi per fare questa allacciatura, ma non ricordo chi è che stava vicino a me, comunque sempre persone legate alla malavita, mi disse se dovrebbe andare a San Cipriano, però se ci si rivolge a Cosentino perché comunque è una situazione, cioè, anzi non è una situazione, è una cosa sua. Ma queste sono le parole che io, oppure le cose che io sono a conoscenza e quelle che poi ho riferito in sostanza. Senta, comunque effettivamente poi ma lei ho sa che potuto chiedere... Sa che era una cooperativa rossa, la Concordia? È in possesso di questa notizia? O se è così, io glielo dico, se lei sa questo? No, per me mi sta dando una novità, perché per me risulta Nicola Cosentino. Per lei è una cooperativa rossa, insomma non lo so. Lei conosce Lorenzo Diana, il senatore della Repubblica? Ne ha mai sentito parlare? Sì, ho sentito parlare dell'onorevole Diana, sì. Sa chi è, che cosa faceva, se era una persona impegnata in politica e se combatteva, era amico dei clan o combatteva i clan? Sa quale ruolo aveva nel rapporto con la malavita questo senatore Diana? No, mi sono mai interessato di tale argomento, avvocato. Sa se lui aveva un buon rapporto con questa società CPL Concordia, con questa cooperativa? CPL sta per Cooperativa Lavoro. Mi pongo la domanda, ha già detto che non se ne interessa. Che non lo sa. Mi sembra superflua la seconda domanda, considerando che ha già risposto sulla sorpresa. Senta, ora vorrei un attimo lei ha prima, sempre parlando col PM, ha riferito dell'aeroporto di Grazianise. Mi può anche qui meglio specificare, perché lo ha buttato un po' lì così, però non si è capito bene poi di cosa stiamo parlando, perché questo fatto, e lei come ha saputo che questo fatto interessava l'onorevole Cosentino? Chi glielo ha detto? Cosa sa di questo aeroporto? Che cosa si faceva? O cosa si doveva fare? Avvocato, l'aeroporto da me citato era per dare una risposta a quali erano gli appalti che magari interessavano alla Camorra in quell'epoca, in quei tempi, quindi fu citato pure il discorso dell'aeroporto. La rispondo con serenità. L'aeroporto di Grazianise era una situazione che doveva avvenire, che poi a me comunque non è che era definitivamente andata, ma comunque doveva avvenire. E comunque per avvenire un discorso del genere c'era stato e c'era ancora l'appoggio dell'onorevole Nicola Cosentino. E sempre perché comunque a Casal di Principe, avvocato, mi dispiace dirlo, ma comunque se non ci sta il beneplacito del clan non si porta avanti nessun tipo di discorso. Purtroppo questa è la pura e cruda realtà. Oggi sto parlando e vengo interrogato se lei conosce o se lo faccio, quello che sia, e mi trovo pure in difficoltà a volte pure a rispondere, perché per me fosse quasi una domanda spontanea. Anzi no, una domanda spontanea, c'è un fatto spontaneo è chiaro, stiamo parlando della persona di Nicola Cosentino, persona comunque legata a mia conoscenza, non voglio mettere in dubbio per amore di Dio, a mia conoscenza legata a clan
da sempre e penso fino ad ora. Però la domanda dell'aeroporto era proprio questo: quali erano gli appalti che potevano interessare a Cannes, e io, tra cui ho citato vari appalti che dovevano avvenire, avevo citato quello dell'aeroporto di Caltanissetta. Ma poi sa se questo aeroporto si è fatto, se è stato costruito, se poi sono arrivati i soldi, se si è fatto qualcosa? Che io sappia, no. No, e allora mi consenta, il periodo, prima non gliel'ho chiesto, non mi ha risposto, qual è il periodo in cui lei sapeva di questa cosa? Cioè in che periodo lei è venuto a conoscenza che di questo aeroporto se ne occupava l'onorevole Cosentino? Se me lo può datare, grosso modo. Non sarei capace al momento, perché poi diciamo che teniamo una confusione di date e quindi non sarei preciso su una data precisa. In un periodo in cui lei faceva parte del clan dei Casalesi, immagino, se lei dice era un appalto pubblico che interessava i Casalesi, stiamo parlando, se ho capito bene, di un periodo in cui lei è interno al clan dei Casalesi, quindi o siamo nell'88-95 o siamo nei famosi 32-33 giorni dell'aprile-maggio 2009, o è un periodo diverso? Avvocato, Presidente, mi scusi, ma già... Avvocato, ma la domanda era diversa, nel senso, la domanda del difensore, perché ha già risposto in fase di esame, era quando è venuto a sapere dell'esistenza del progetto, non quando ne ha parlato con Schiavone Nicola. Su questo punto, siccome ha già riferito in fase di esame, probabilmente la domanda è formulata in modo che può ingenerare la confusione. Siccome ho già riferito che ne ha parlato con Schiavone Nicola e il riferimento è specifico, la domanda e la risposta del collaboratore è legata alla non conoscenza del momento in cui c'è stata quando ha saputo del progetto. È chiaro che la domanda induce diciamo sostanzialmente la risposta che è sull'ignoranza di quando ha saputo del progetto. Quando ne ha parlato con Schiavone Nicola, allora e se possiamo anche sapere quando lo ha saputo, quando è trapelata quando questa notizia di questo aeroporto, come dire, in qualche modo girava nell'ambito dei Casalesi, devo ritenere, no? Poiché non vi è stato mai costruito questo aeroporto, voglio capire qual è il momento nel quale ora arrivano questi contributi, se ne occupa l'onorevole Cosentino, in maniera da capire se c'è una data, se c'è un evento preciso o se è un'affermazione fumosa. Tutto qua, pubblico ministero, e credo di avere il diritto di doverlo sapere. Erano due domande, quindi siccome sono due domande è giusto fare le due domande chiaramente comprensibili. Adesso sì, prima la domanda era solo la seconda. Pure prima, forse... No, la domanda prima era solo la seconda. Va bene, tanto ormai adesso va bene. È più chiara adesso. Va bene, cerchiamo di sapere. Vabbè. Io alla prima domanda invece voglio rispondere all'avvocato. Nel 1995-96 faccio una scissione con il clan dei Casalesi, praticamente, ed è vero, quindi mi associo a altri clan, mi sono macchiato pure di qualche reato, quindi stiamo parlando di omicidi nella questione, quindi, ma volevo solamente dire, sì, sono stato pure per un periodo di tempo, forse un paio di anni, al nord. Ma in sostanza, avvocato, ma io non sono mai uscito dal clan, perché effettivamente ero a contatto tutti i giorni, quindi era solamente per rispondere alla domanda: quando lei entra nel periodo dell'88 al 2009, ogni qualvolta ho potuto sapere oppure sono venuto a conoscenza, comunque se non ero uno dei responsabili, ma ero sempre una persona che veniva messa a conoscenza con fiducia delle persone che lo facevano. Questo era per rispondere alla domanda. Per il discorso che lei mi stava dicendo prima, in quale data o quello che sia, adesso non mi sento di risponderla, perché come le stavo dicendo prima è una data che a me oggi non mi sentirei di dire in quel periodo o quel che sia, perché è avvenuta, è una questione che comunque per me è stato un poco spiacevole stare a Casal di Principe, quindi andrei in confusione a risponderla con una data precisa. Ma lei sa che dell'aeroporto di Grazianise si parla da almeno 40 anni, forse anche di più, nell'area interessata? Cioè non è un tema che
come dire, viene sulla scena in un momento preciso, ma se ne parla in maniera quasi costante da 40 anni, dal 60 in poi. Ecco perché volevo cercare di capire qual è l'anno di interesse, per capire se si è verificato qualcosa in quell'anno. C'è opposizione della difesa, l'ha detto tante volte il collaboratore, che non ricorda la data, mica può riuscire il collega una data che non sa. Anche Comunque, chiedo però, scusa, Presidente, mi perdoni, giusto per capire il senso, cioè, è vero che la collega difende il collaboratore, ma le opposizioni nella difesa del collaboratore in relazione ad una, come dire, contrapposizione dialettica tra la pubblica accusa e la difesa dell'onorevole Cosentino mi pare che sia un poco eccentrica. Stabilisse il Tribunale. Perché, Presidente, io posso intervenire se si... Ma può intervenire se a c'è... tutela, diciamo, della credibilità. Ma tutela è una cosa sì, comunque mi pare che adesso era esaurito questo argomento che stava da ultimo chiedendo. Ma comunque, chiedo scusa, vorrei dare una risposta alla situazione. No, lei ha fatto presente che dell'aeroporto di Grazzani se ne parla dal 60, però, Presidente, per provocare una eventuale precisazione rispetto a questa dato di fatto. Non c'è stato, basta adesso. Mi perdoni, mi perdoni, la devo contraddire, non c'è stata perché c'è stata l'opposizione della collega, lui non ha risposto, te lo facciamo rispondere? Quando io ho detto dal 60, ha sentito l'avvocato che le ha detto che di Grazzani si parla dal 1960, lei rispetto a questa notizia, diciamo, questo dato, intende aggiungere qualcosa a quello che aveva detto prima? Non mi sono opposto perché sulle domande suggestive... Signor Presidente. Aspetti un attimo della Corte, scusi. Presidente, non mi sono opposto perché sulle domande suggestive notoriamente la formulazione può essere eterogenea, però in questo caso mi devo opporre, nel senso che la domanda suggestiva è, per la precisione, non dato di fatto, se ne parla dal 60, ma lei non sa che se ne parla dal 60? Questa è la domanda suggestiva per la precisione, consentite alla difesa. Parlare come dato di fatto, se ne parla dal 60, francamente non mi risulta proprio che se ne parli dal 60, e quindi sostanzialmente, se non mi sono opposto prima, ma a questo punto mi oppongo, se può riformulare la frase non con un'asserzione secca, cioè statuizione secca, ma con domanda suggestiva. Sa che se ne parla dal 60 ininterrottamente e che non c'è stato in questo periodo o se c'è stato, ce lo dice, ci fa piacere, un momento nel quale, come dire, la notizia è divenuta di particolare attualità per un evento particolare? No, avvocato, io non sapevo che se ne parlava dal 60, però voglio essere un poco più preciso. Negli anni che io sono stato a Casal di Principe e ho coperto un ruolo di responsabile, come le stavo dicendo, comunque io ero venuto a conoscenza di questo fatto che doveva avvenire a Grazzanise, insomma, diciamo nella zona di Grazzanise, quindi parliamo dagli inizi anni 90 fino alla data che le stavo dicendo. Le posso dire forse dal 91, 92, 93, queste date, forse pure 94, insomma stiamo parlando di queste date. Ecco, abbiamo dato una situazione vaga di quello che lei mi ha chiesto, ma se mi stai dicendo la data precisa, in quale momento oppure in quale occasione, visto che magari se ne è parlato più di una volta, che era un affare che comunque portava dei proventi al clan, non gli saprei essere preciso, però la vagità della situazione è questa. Ho sentito bene, l'ha datata inizi anni 90, giusto? Ho capito bene, Presidente, mi ero distratto un attimo. Inizi anni 90? 94, 93, 93, insomma, 94. stiamo parlando di questa data. Senta, e in questo periodo lei ne ha parlato con Schiavone Nicola o ne ha parlato in un momento diverso? Mi oppongo, ha già risposto in sede di esame, se è abbastanza chiaro in sede di esame la risposta, non voglio fare un'opposizione suggestiva, ma francamente ne abbiamo parlato tutto l'esame del scorso udienza. Le mie domande, Presidente, servono anche a verificare la credibilità delle risposte. Se è una domanda nociva non può essere fatta, ma se è suggestiva o comunque tende a riverificare alla luce di una serie di risposte concatenate la risposta del collaboratore, credo che sia l'unico modo che ho per verificare l'attendibilità. Ripete la riformula della domanda? La domanda è in questo periodo 93-94 che lei ne ha parlato con Schiavone Nicola? Punto interrogativo. Avvocato,
io le rispondo, lei sa benissimo che l'ho dichiarato e lo ribadisco di nuovo. Il mio rapporto come responsabile del clan dei Casalesi, stiamo parlando che è avvenuto nel 2009, quindi prima di questa data con Nicola Schiavone non avevo mai accennato queste cose, pur avendo dei rapporti di conoscenza oppure magari di qualche fare, diciamo così, che uno ha avuto. Quindi ne ha parlato stiamo parlando che dal 2009 sono venuto a conoscenza delle cose per quanto riguarda Nicola Schiavone. Io stavo dicendo che comunque questo fatto dell'aeroporto era una questione che era e stava nell'aria per quanto riguarda il favorire al clan dei Casalesi, ma stiamo parlando già degli anni quando io frequentavo assiduamente Casal di Principe prima di rompermi. Va bene, senta, adesso passerei un attimo al problema di cui anche lei, anche di questo problema ha già parlato, del cambio di assegni, cosiddetto cambio di assegni. Innanzitutto la sua fonte chi è? Bidognetti Francesco, me lo conferma? Sì, che glielo confermo. Lei lo ha già detto al pubblico ministero, ma volevo se lei me lo confermasse, negli anni in cui lei ha avuto un rapporto, nei 3 anni, dice lei, le trovo il punto, in cui ha avuto un rapporto di frequentazione quasi quotidiana con Bidognetti Francesco, giusto? Confermo. Ed in particolare, già lo abbiamo detto all'inizio, siamo dal 91-93, giusto? Esatto. Senta, e in questo periodo mi fa capire il meccanismo, cioè in questo periodo che cosa succedeva? Lei le veniva detto direttamente oppure sentiva Bidognetti che diceva a qualcun altro di andare a cambiare gli assegni? Avvocato, io gliel'avevo detto, ma l'ha detto pure lei, io stavo assiduamente tutti i giorni lasciamo perdere chi ci stava insieme, ma con Bidognetti Francesco, quindi stiamo parlando direttamente, non ho sentito. Quindi poi per quanto è alla sua conoscenza mi sa dire il nome... Avvocato, mi scusi, fino adesso non avevo sentito. Non ho capito? Non ha sentito. Chiedo scusa, forse mi ero allontanato dal microfono. Sempre in relazione agli assegni, mi può dire se si ricorda un importo preciso, una persona che aveva messo un assegno? Lei dice erano assegni di imprenditori taglieggiati. Se mi può dire una persona, un imprenditore o un episodio specifico in cui è avvenuto questo cambio di assegni, me lo può individuare con una certa precisione? Le posso rammentare L'assegno di l'episodio Tizio che io per ricordo? questo importo quel giorno lo abbiamo ricevuto con questo taglio di banconote, per esempio, no? Se lo ricordi. No, io ricordo solamente una cosa, che era fine mese, si dovevano fare i conti per pagare gli stipendi agli affiliati, e in quell'occasione non ricordo chi è che fu la persona, venne, e gli do con precisione, a casa di Luigi Diana, stavamo a casa di Luigi Diana, venne una persona e Bidognetti Francesco cacciò dalla tasca diciamo un brico di assegni e disse le testuali parole: portala a Nicola a benzina. Praticamente si riferiva o americana, praticamente come noi lo chiamiamo nel gergo insomma, della terra nostra, e si riferiva a Nicola Cosentino. Si ricorda, chiedo scusa, l'anno di cui stiamo parlando, sempre in quei 3 anni, 91-93? Sì. Non si ricorda quale di questi 3 anni però, giusto? Chiedo troppo alla sua memoria. Vabbè, io lo chiedo. No, avvocato, il discorso è questo. Essendo che su una domanda così specifica non potrei rispondere, perché nel lasso di 3 anni, essendo assiduamente con la persona, non gli potrei dire nemmeno magari quale sia un mese oppure quale sia stato l'anno. Però le posso dire che quello che ho sentito e gli sto riferendo. Senta, cacciò questo mazzetto di assegni e disse: vado Nicola a benzine. Andò lei o chi andò? Se lo ricorda. Le stavo dicendo che non ricordo chi fu la persona che è incaricato. Si ricorda qual era l'importo più o meno approssimativamente di questi assegni? No. Ma insomma, se io dovessi dirle
se dovessi, non le farò più domande sul punto, uno specifico nome di un imprenditore che aveva dato un assegno che poi è stato cambiato, lei se lo ricorda? È un importo preciso, uno o no, oppure non riesce a ricordarlo? No, di quella situazione no. Di quella situazione no. Senta, un'ultima cosa, lei a un certo punto dice che, le trovo il punto così abbiamo un riferimento preciso, che sempre in relazione all'appoggio politico, che il rapporto con Cosentino era di casa perché già c'era un vecchio rapporto, un rapporto con il padre dell'onorevole Cosentino, ecco qui, pagina 34-35, praticamente era una persona che già all'epoca aveva a che fare col clan dei Casalesi perché faceva il gasolio e benzina, carburanti. Più o meno che periodo è questo in cui lei aveva queste notizie, cioè a che periodo si riferiscono questi rapporti? Quando lei... Da che ero ragazzino mi ci legavo con il trattore, con i familiari oppure con qualcun altro fino a dentro al consorzio dove stava. Questo fino a quando? Quindi stiamo parlando della mia infanzia, quindi dall'infanzia parliamo così. E dall'infanzia fino a quando? Sì. C'è una... Ma non gli saprei dire perché poi non è più un argomento che mi è interessato, avvocato, non potrei essere così preciso fino a quanto. Anzi, la verità, non so nemmeno se la persona in questione sia ancora in esistenza o no, quindi si figuri... Però parliamo di un periodo storico passato, lasciamo stare l'attualità, io non dico anni 2000 e ultimi anni, dico quando lei era un ragazzino, per esempio quando lei è entrato a far parte del clan Bidognetti e di particolare sotto la, come dire, l'egida di Avarone, 88, ancora c'era questa cosa? No, non ricordo, avvocato. Non lo ricordo. Senta, lei già ha detto che ha deciso di collaborare, quando ha deciso di collaborare aveva procedimenti penali in corso? Sì. Era detenuto perché? Per un triplice omicidio? Per un triplice omicidio e per un altro reato ancora, sempre omicidio. Senta, lei quando ha iniziato a collaborare ha messo a disposizione anche i suoi beni, aveva beni personali, soldi, case, beni mobili, beni immobili, li ha messi a disposizione dell'autorità giudiziaria? Di quello che io avevo illecito avevo messo a corrente la procura, quindi insomma diciamo quasi niente. Avvocato, voglio fare pure una premessa, non sono mai sceso nessun tipo di compromesso, nessun tipo di patto con nessuno e con nessun genere. Non mi è stata fatta mai una domanda di proposito oppure qualcuno e questo lo posso garantire io, perché prima di essere un collaboratore di giustizia, avvocato, sono stato un antistato, come lei lo sa molto bene. E quindi pure io avevo fatto delle... Sospendiamo un attimo perché c'è un problema tecnico. Bene. Non capito. Non si sentiva bene. Ah, non Posso chiamare l'avvocato qui? Sentiva Ho capito. per cui non si capisce cosa dice. No, è perché non si è sentito. Allora, possiamo riprendere? No, non avevo inteso questo fatto dell'antistato, lei è stato un antistato come lei sa benissimo, diceva a me, io francamente non è che abbia notizie particolari sul fatto di chi è antistato, chi è a favore dello Stato, nel senso che, perché diceva questo, io sono stato anche un antistato, non ho inteso, signor Della Corte, scusatemi, perché a un certo punto non si è più sentito. Non è che mi sia offeso, ma comunque non si deve offendere nemmeno te, ma comunque Non si sente bene, aspetti un momento.
Sì? Lo faccio parlare adesso? Si sente, signor Presidente? Sentite adesso? Forse un po' basso si sente. Aspetta. Aspetta. Si sente, signor Presidente? Deve avvicinarsi al microfono, credo. Sente? Sì, si sente. Se si avvicina un altro poco si sente meglio. Ecco. Allora, signor Presidente, come le stavo dicendo prima, la domanda dell'avvocato stava prendendo quella piega, che io abbia fatto la scelta di collaborare perché ero stato raggiunto da provvedimenti che magari sarebbero stati quella della pena dell'ergastolo. Ma io voglio ribadire davanti a questo tribunale, l'ho sempre detto, mi è stato posto e mi è stato chiesto da mio figlio di poter collaborare ed eccomi qua, oggi con chiarezza e con limpidità in questo posto che sono. Non so se riusciamo a sistemare l'audio perché diventa un po' faticoso. Anche perché non ho ben inteso. Chiama il tecnico. Chiama il tecnico. Gliel'ho detto. Va bene. Ma io non avevo detto questo, vuole sapere solo in questo. Basta che mi dite cosa devo fare e io lo faccio. Allora, facciamo così. Allora, Signor Presidente, mi sente? sì? Va bene. Avvocato, lei doveva fare altre domande. No, non avevo inteso, già che io non ho messo in discussione che lui era iniziato a collaborare perché colpito da ergastolo o altro. Volevo solo sapere se in sede di collaborazione aveva messo, come è previsto obbligatoriamente per i collaboratori, aveva, come dire, reso edotta all'autorità giudiziaria dei beni di sua proprietà e messi a disposizione. Tutto qua, se sì o no. Perché lui ha iniziato Non a c'è stato collaborare- perché comunque ho avuto delle disgrazie nel passato, quindi alla fine non avevo già perso tutto, non c'è stato bisogno che magari se lo prendevo lo Stato. Grazie, era un'altra domanda. Presidente, può autorizzare posso parlarci per telefono? Sì. Un attimo, perché l'avvocato Letizia deve intervenire ancora. Chiedo scusa. Della Corte, buonasera. Buonasera, avvocato. Solo qualche domanda di integrazione perché il collega penso abbia sviscerato ogni aspetto. Volevo chiederle, lei durante l'esame del pubblico ministero ha detto che è stato condannato per associazione ex 416 bis. Ci può dire, ovviamente per il can dei Casalisi, per quale fazione? Ma io sono stato aggiudicato nella fazione Bidognetti. Quindi la sentenza di associazione di stampo camorristico è perché lei ha fatto parte della famiglia Bidognetti, è corretto? Sì. Sa le sorti di questo processo? Ma dipende che cosa si riferisce, avvocato. Lei quante associazioni ha avuto come contestazione? 1, 2, 10? In quell'occasione una sola. Non si sente, se può ripetere. No, non si sente per l'audio. Se prego per Stavo dicendo, in quell'occasione una sola, avvocato. Quanto abbiamo? Un minuto, 2 minuti? Ci sente? Signor Presidente, Ci sentite? mi sentite? Sì. Allora, le dicevo, lei... Avvocato, come Sì, le prego. stavo rispondendo,
Io so che era, se non ricordo male, 36-15, quindi era una trancia dello Spartacus, comunque una sola associazione. Lei la prima volta è stato arrestato nell'89, giusto? Sì, Per quale reato? risulta che fosse porto d'armi abusivo, ma comunque era un caso particolare. No, lei nel 95 risulta che è stato arrestato per porto d'armi abusivo e sparo in luogo pubblico. Nell'89 lei risulta essere stato arrestato per 416 bis, per aver fatto parte del clan dei Casalesi fino al 1990, non le risulta? Allora, vi sto dicendo che nel 1989-90 io vengo arrestato a Carinaro, mi è stato contestato praticamente un porto d'armi abusivo, ma nella questione in genere, adesso insomma cerco di essere un poco più esplicito alla questione, avevamo fatto un agguato e quando ci siamo resi conto che le persone in questione erano i carabinieri e non quelle che noi intendevamo, abbiamo fatto in modo di deporre le armi, quindi questo fu il mio arresto. Capito? Ricordate più o meno il periodo in cui siete stato scarcerato nel 1990, che mese fosse? Non ricordo, ma parlo di alcuni mesi dopo. Alcuni mesi dopo, in che senso? I primi mesi dell'anno, dopo la metà dell'anno, a fine anno? Non ricordo con precisione, avvocato. Lei ha detto, sempre su domanda del pubblico ministero, che dopo la morte di Iavarone è stato associato al clan Bidognetti. Quindi stiamo parlando degli anni 90, giusto? Presidente, mi pongo la domanda sempre assertiva, ha detto cose diverse in sede di esame, se può essere fatta in modo suggestivo al più. Faccia la domanda. Nel 1990, dopo la morte di Iavarone, lei è stato associato a qualche clan camorristico? Se sì, quale? Allora, io già ero associato, dal 1990, anzi le posso dire da quanto tempo è uscito Bidognetti dall'arresto che ebbe Santa Lucia, che ci sono andato a parlare di persona, ma comunque alla morte di Iavarone c'era un certo Valentino e due fratelli di Carinaro che si occupavano di pompe funebri e parenti di Bidognetti e mi avevano già incaricato per conto di Bidognetti che io dovevo occuparmi di quella questione. Poi quando lui è uscito dal carcere ci sono andato a parlare di persone e ci siamo chiariti. Ho capito. Poi lei ha detto che nel 95 va via, va praticamente ad essere associato a qualche altro clan. Che cosa fa dopo il 95? No, inizio chiamiamolo una guerra di camorra per quanto riguarda noi interna al clan dei Casalesi, cioè esattamente alla famiglia Bidognetti, perché comunque io mi sono macchiato di qualche omicidio già in quell'epoca e quindi abbiamo fatto una scissione praticamente. E quindi lei dopo il 95 che fa? Continuo a stare nei gruppi criminali come autonomo e con l'appoggio dei clan napoletani. Quindi va via dal clan dei Casalesi e entra a far parte di un clan napoletano, ho capito bene? No, con precisione no, perché comunque fino a quella data, anzi pure oltre, io sono sempre stato nei conti del clan dei Casalesi, pur essendo che ci stavo lontano e non avevamo più questo rapporto diretto. Facevate quindi sempre parte del clan dei Casalesi, anche nel 95? Sì. Sì. Non avendo che farci, insomma sì. Quindi non si è alleato con nessuno dopo il 95 lei? Stavo dicendo che ho avuto l'appoggio di alcuni clan napoletani, ma comunque ero un gruppo autonomo, io con delle persone che stavano vicino a me. Lei sa dire più o meno, sa datare la morte di Puca Giuseppe? Stiamo parlando dei primi anni 90, io stavo ancora là, quindi forse 93-94. E durante questo arco temporale lei a Casal di Principe con chi mantiene i rapporti?
Allo Stato oggi? No. Nel momento in cui lei si allea con il gruppo dei napoletani, lei ha detto che continuava a mantenere rapporti a Casal di Principe. Con chi manteneva rapporti? Ma, stiamo parlando che magari Caterino, che detto Puppanotto tre Bastone, magari c'è stato qualche incontro, magari c'è stato Maribot, ci sarebbe sempre Maria Caterina, all'epoca prima che veniva arrestato Vincenzo Zaccaria, lo stesso Dario De Simone, fino a che veniva arrestato pure lui, cioè, vari personaggi che appartenenti al clan dei Casalesi. Non aveva più mantenuto contatti con la famiglia Bidognetti? Ma sempre da lontano. Ho tenuto un po' più contatti magari con la famiglia Schiavone, con Sebastiano Panaro, con qualcuno così, però comunque sempre da lontano. Con i Bidognetti, dico, in particolare con qualche soggetto che facesse parte di quella fazione, lei ha continuato in questo arco temporale a mantenere rapporti? No, da quella data che le stavo dicendo con la famiglia Bidognetti ho rotto, perché le stavo dicendo c'è stato un omicidio da parte mia con una persona appartenente al clan, quindi già era una rottura totale. In più, su una richiesta da Bidognetti Francesco direttamente, se io potevo riavvicinarmi di nuovo alla famiglia, gli fu fatto un rifiuto da parte mia e gli mandai una minaccia precisa per il figlio, quindi stiamo parlando di Nello Bidognetti. Quindi per me era rotto il discorso con Bidognetti. Invece dal 2004 al 2008 lei cosa ha fatto? Si è dedicato a qualche attività licita, a qualche attività illecita, ha continuato a far parte di qualche gruppo criminale? Ho fatto sia attività lecite e sia illecito. Comunque non facevo più parte integralmente del gruppo, ma diciamo che era una sorta di consigliere, ma sia per l'uno che per gli altri. Che significa? Fatemi capire, facevate parte o non facevate parte? No, non facevo più parte, perché poi stiamo parlando nel 2000, nel 2004, 2008. No, stavo dicendo una cosa. Nel 2000, se non sbaglio, se non voglio errare, viene tolto il mio nome, adesso rammentando proprio, perché poi mi fu riferito da Pellegrino Valentino, fu tolto il mio nome dal conto paga, cioè dal libro paga del clan. Quindi diciamo che fino ad allora risultava ancora che io facevo parte del clan. Durante il periodo invece di detenzione lei è stato detenuto dal 2001 al 2004, è corretto? Sì, corretto. Lei faceva ancora parte del clan? Sto dicendo non più direttamente, non avevo più nessuna mansione. Quindi 2001-2004 e 2004-2008 neppure faceva più parte del clan, giusto? Non avevo più mansione, però comunque tenevo contatti con le persone. Io mi occupavo di bische praticamente nella mia paese, facevo dei recuperi, No, ho capito, dico la domanda è diversa, la domanda è diversa, o sì o no? Lei faceva parte, cioè, in questo arco temporale del clan dei Casalesi? No. Se sì, no, a posto. No, non ero una persona di responsabilità, no. Ho capito. Lei ha riferito, sempre nel verbale su domanda del pubblico ministero, che in quell'arco temporale si era dedicato anche ad un'attività di recupero crediti, è corretto? Sì. Era un'attività licita o un'attività illecita? Avvocato, non è che voglio fare la spiritualaggine, però non risulto a nessuna associazione tipo Equitalia, era sempre un'attività illecita, sempre con la valenza delle modalità e magari se le persone mi davano retta era perché comunque tenevo ancora rapporti con il clan, se no non mi sarei potuto nemmeno permettere. E quindi questi rapporti lei ce l'aveva ancora? Cioè lo facevano lavorare autonomamente, cioè lei poteva fare quello che voleva, se non ho capito male, usciva, entrava, si spostava, ritornava, faceva il recupero crediti. Cioè, no, un attimo, però lei ha spostato l'oggetto della domanda, perché sembrava che si facesse riferimento alle modalità di esercizio dell'attività e lei invece poi ne ha dedotto una vicinanza in contrasto con quanto aveva detto della Corte. Cioè, della Corte, se
abbiamo inteso bene, diceva che comunque questa attività di recupero credito aveva modalità camorristiche. Lei invece poi ha ribattuto, ma allora lei stava o non stava con i casaletti? E sono due cose diverse, perché la modalità può essere camorristica, però non c'è una effettiva sostanza camorristica. È finta, come dire. Perciò dicevo, poteva fare tutto, cioè gli era consentito di fare tutto. Cioè solo questo volevo capire, che gli era consentito di fare tutto. Avvocato, le vorrei dire una cosa. Io sono uno dei più piccoli come età della frazione Bidognetti, stiamo parlando della mia epoca. E le posso dire una cosa, che io sono stato uno dei personaggi a contribuire al nome di Francesco Bidognetti, a quello che diventò fino ad oggi, perché comunque tra me e qualche altro personaggio eravamo responsabili quasi di tutti i reati che avvenivano nella zona. E alla mia scissione e al mio comportamento sempre vigile alla situazione, altri clan erano rimasti sempre una forma di rispetto, perché comunque quando ci fu la scissione dei Bidognetti, tutti quelli che erano i miei amici, i miei compagni di avventura, parliamo di così, sono passati tutti quanti con il clan Schione, invece non hanno voluto fare. Ho capito. Fatemi capire una cosa, Quindi c'è stato sempre, ho capito, per questa c'è attività... stata sempre una forma di rispetto in questa situazione. Ho capito. Per questa attività di recupero crediti, lei è stato mai colpito da un'ordinanza di custodia cautelare? È stato mai arrestato? Sono stato fortunato, avvocato, no? No, lei mi deve rispondere sì o no. Se dà la fortuna sarà una Dice la risposta è vabbè, chiara, lei sono è stato fortunato nel senso che non c'è stato questa ordinanza. Ho capito. E nel 2008 lei perché viene arrestato? Era residuo del 416 bis. Un residuo di 416 bis. Quale processo era? Per quale clan? 36-15, una Francia dello Spartacus. Adesso con precisione, se non mi sbaglio, è il processo Apicella, se ne era nominato. E ricorda il periodo di contestazione che gli muovevano, cioè che cosa gli contestavano? Di aver fatto parte del clan dei Caseresi in relazione a quale arco temporale? Adesso con precisione non ricordo, però le posso dire solamente una cosa, avvocato. Io più di una volta sono stato convocato alla caserma di Aversa, perché prima allora, quando si indagava su una persona per associazione mafiosa, si dava l'avviso di garanzia, non c'era l'arresto preventivo come ci sta ora. Quindi, se le devo dire che mi ricorda quello che io ho visto, anzi la verità proprio non ho mai guardato nemmeno la sentenza, quindi non gliele saprei dire. Siete mai per caso stato sottoposto ad una misura di sorveglianza speciale, al libretto rosso, cosiddetto libretto rosso? Sì. Ricorda che periodo, per quanto tempo e in che periodo? Ma 2 anni all'uscita del carcere, adesso non ricordo quale periodo, però ricordo 2 anni all'uscita della scadenza del carcere. Quale uscita? Perché lei è stato arrestato 4 volte, se non vado errato. All'uscita parliamo del 2004, all'uscita del 2004, ma adesso 2005, 2006, non ricordo. Quindi quando lei esce nel 2004 viene sottoposto al libretto rosso, è corretto? Per la durata di anni 2? Sì. Con obbligo di soggiorno nel comune di Villa di Briano. Lei ha sempre abitato a Villa di Briano? Ci risulta ancora oggi, avvocato. Ho capito. Suo zio della Corte Giovanni, lei sempre su domanda del pubblico ministero ha detto che ha fatto il sindaco per circa 30 anni, è corretto a Villa di Briano, è corretto dire così? Sì. L'ha fatto perché lo appoggiava lei, perché era forte, perché lo appoggiava il clan, perché ha fatto il sindaco 30 anni? Ho fatto il sindaco 30 anni perché avevo appoggiato dalle persone del paese e magari pure sul beneplacito di allora che ci stava all'epoca per quanto riguarda i discorsi criminali, ma certamente non per me. No, magari, fatemi capire, perché lei prima ha detto che purtroppo ha usato questa indicazione, dice in quelle zone non si fa niente senza il beneplacito del clan. Voglio sapere, anche in questo caso c'è stato il beneplacito del clan, visto che è durata 30 anni l'attività politica. Avvocato, io le posso dire un'altra cosa. No, risponda a questa domanda qua, visto che lei all'età di 6 o 7 anni faceva campagna elettorale. Mi risponda a questa domanda. Poi dopo... Della Corte lei deve rispondere. Allora, l'avvocato ha chiesto se suo zio
era appoggiato dal clan. Signor Presidente, questa domanda che io stavo rispondendo era proprio pertinente a questo, perché era su un riferimento che io ricordavo bene, però alla domanda che lei mi fa io gli dico sì, le rispondo sì. Lei si ricorda il periodo in cui l'ha fatto il sindaco, più o meno l'arco temporale? Avvocato, mi scusi, non l'ho sentito. Ho detto l'arco temporale, ricorda le date nelle quali suo zio ha fatto il sindaco? No, con precisione adesso non sarei, perché poi è suddiviso con Giovanni della Corte e qualche volta poi ha concorso pure Biagio della Corte, altro mio zio, quindi adesso non saprei associare quali sono le date. Prima che lei nascesse già faceva il sindaco suo zio? Non rammento, ma non le saprei dire, ma comunque stiamo parlando di un arco abbastanza vasto indietro comunque dagli anni '80, ma adesso non sono così preciso a sapere quale sia la data, perché non ricordo, però stiamo dicendo un arco di tempo abbastanza vasto. E si ricorda da quanto tempo non fa più il sindaco suo zio? La verità proprio non mi ricordo nemmeno più la data della morte, sia il 90, l'89, non ricordo, no, ma la domanda è no. Da quanto tempo non lo fa? Non so se... Cioè da quanto... Stiamo parlando di un defunto avvocato, Ho quindi... capito, dico da quanto tempo, diciamo, l'ultima volta che ha fatto il sindaco, più o meno, l'arco temporale? Non ricordo. Non se lo ricordo. Mi faccio capire, lei spesse volte ha fatto riferimento al nomignolo l'americano, ma è un'indicazione questa con la quale viene indicato solo l'onorevole Cosentino? Sì, nella nostra zona umaricana cioè, ci si rivolge, una volta ci si rivolgeva al padre, come così, oggi umaricana si rivolge a Nicola Cosentino. No, io non ho detto questo, ho detto il nomignolo è attribuibile solamente alla figura, alla persona fisica dell'onorevole Nicola Cosentino. Per la verità ha risposto, perché ha detto che era del padre e poi dopo dell'onorevole Cosentino. E che esclude implicitamente che non c'erano altre persone americane, soprannominate americane. E allora mi sono espresso io male. Era un'indicazione con la quale si individuava l'onorevole Cosentino o la sua intera famiglia? Lui appartiene alla famiglia perché cioè, era il nomignolo del padre, però nel nostro gergo, sulla domanda io le dico, quando si riferisce a umaricana si riferisce a Nicola Cosentino. Allora, voi avete detto che siete di Villa di Briano e avete vissuto prevalentemente a Casal di Principe. Può dire alla Corte, per la conoscenza che le sa, se a Casal di Principe, a Villa di Briano, in quelle zone dell'Agro Aversano, il nomignolo della famiglia, della razza, della stirpe, poi si tramuta o si tramanda, tra virgolette, da padre in figlio? Mi oppongo alla domanda, ha risposto specificamente su una specifica domanda, se chiediamo se vi è una tradizione sul fatto che il nomignolo di una persona si tramanda alla famiglia, è un fatto che può essere valutato direttamente, non credo che sia una domanda concepibile al collaboratore di giustizia. È come fare una domanda se è notorio che Nicola Cosentino sia legato al clan, la stessa cosa. Io non la consentirei, non la faccio, è la stessa domanda. È notorio dire che ci sia una famiglia... No, può essere notorio che uno viene chiamato in una certa maniera. Ma è una domanda sul notorio, ha già detto che nel clan, all'interno tra loro, quando si parlava di americano, era prima il padre, quando è morto il padre, o comunque Nicola Cosentino. Sugli usi non può, Ma per me non è... la domanda c'è si va a un'opposizione perdere. sulla domanda. Qual era la domanda, avvocato Letizia? Come consuetudine, se lui sa che in quelle zone c'è la indicazione di un nomignolo che si attribuisce non al singolo soggetto ma all'intera famiglia storica a cui il soggetto appartiene. Ma qui lei deve farla concreta. E Sono... poi sono 2 generazioni. Non è che una tradizione, non è che ci sia da generazione in generazione, lo sa bene il collaboratore. Però se il
tribunale ritiene che la domanda... Allora faccia l'altra domanda, pure il nonno, non lo so, abbia pazienza, è lei perché non risulta al Nella tribunale. Corte, lei ha un nomignolo con il quale veniva individuata la sua famiglia di origine? Volevo rispondere prima, avvocato, proprio per questo. Allora, ecco, questo per far capire il nostro gergo che si usava nella zona. Io appartengo alla famiglia dei Liuna, detto direttamente. Però se nella zona, tra Casal di Principe e Villa Piana, si nominava un Liuna, tanto per dire, si riferiva a me personalmente, non a qualcun altro che lei sì. E la stessa cosa volevo pure per quanto riguarda Umaracana, noi americani. Umaracana sarebbe il padre dell'onorevole Nicola Cosentino, però nel gergo nostro, nella mia diciamo abitudine di persone, quando ci si riferiva a Umaracana non era né fratello né cugino, tantomeno un nipote, si parlava di Nicola Cosentino. Lei, cioè che a lei risulta l'onorevole Cosentino, visto che quindi quando si doveva fare il cambio di assegni si doveva andare dalla persona fisica dell'onorevole Nicola Cosentino. Innanzitutto in quegli anni lei mi sa dire dove abitasse l'onorevole Cosentino? Avvocato, le posso dire che nemmeno oggi lo so, quindi non mi sono mai Non lo interessato. sapete? No, non lo so. Non lo sapete. E che voi sappiate questo cambio di assegni dove veniva effettuato? Presso il distributore, presso l'azienda, presso la casa, presso la banca, visto che si trattava di 200-300 milioni. Avvocato, mi scusi, io le ho detto che alla mia presenza la persona di Bidognetti Francesco ha estratto un brico di assegni che io sappia ed era proprio chiaro e palese che erano assegni provenienti da attività illecite, perché noi quello facevamo. La stessa cosa valeva per Bidognetti, perché Bidognetti Cicciotti Mezzanotte era il nostro capo, quindi sappiamo bene di che cosa si viveva. Lei ha mai cambiato? Lei No, ha mai un cambiato? attimo solo. Prego, Lei ha detto Stavo che dicendo- Bidognetti disse vai finendo. dall'americano, come disse. Allora, L'avvocato voleva le sapere parole dove. precise- Signor Presidente, le parole precise che io ho sentito, le avevo riferite già prima così. Estrasse gli assegni, non ricordo chi era la persona, adesso insomma farei magari perché le persone che andavano avanti e indietro era Giuseppe Della Vessano all'epoca, non mi viene nemmeno cosa. Comunque magari c'era pure il fratello di Bidognetti Domenico che insomma non la era- buonanima che adesso non ricordo chi era proprio la persona in questione, però ricordo che Bidognetti cacciò questi assegni e disse vai a Domercana a benzina praticamente, si riferiva a Nicola Cosentino per fare i conti, quindi cambiare, mo che si sia recato a casa sua o un ufficio o una cosa, non ci sono stato io di persona, non potrei dirlo. Lei sa se in quegli anni l'onorevole Cosentino era presente materialmente negli uffici della società riconducibile allo stesso o alla sua famiglia? Mi oppongo alla domanda, è Direi- superflua perché francamente ha già risposto prima, comunque se... Ma le mentirei se gli direi sì lo so, perché poi effettivamente non mi sono mai interessato. Non si è mai interessato. Perdonatemi, lei sempre su domanda del pubblico ministero durante l'esame ha detto che la mamma dell'onorevole Cosentino fosse una sua concittadina. È corretto questa indicazione? È corretta? Lei lo conferma? No, ho detto una cosa diversa, Che io ricordi, a verbale, non ho detto concittadino, ha detto... 59. Di Villa di Priamo. ma ha detto anche Sembra che che a non me. famiglia, prego. Se non Perdonate, è- Era di origine nel nostro paese, però comunque... Quindi era di Villa di Briano. Era di origine di Villa di Briano, ma adesso che o da lei o da padre di Villa di Briano non lo saprei dire con certezza, però comunque che io ricordi dovrebbe essere Vanacore Clorinda. E su Villa di Briano c'è praticamente qualche Clorinda nella famiglia ci sta pure, quindi diciamo che... Ho capito. Solo per precisione non aveva mai detto concittadino, ho preso verbale, pagina 59, quindi...
Ah, ecco. Allora... No, è perché aveva detto una cosa diversa. Io adesso sarò più preciso allora nel limitare le domande alle opposizioni, sarò più preciso a oppormi alle domande Speriamo che non assertive, ce ne non sia suggestive. più necessità. No, perché se si dice che Concittadini Altre ha detto, domande? non ricordo male essere, come dire, posso dire, un fratello di mio padre che è sposato con una parentela diretta, la mamma, cioè Concittadina proprio c'era tutti familiare, parentela, ma Concittadina non c'era. Concittadino l'ho usato io. E l'ho capito, però allora avvocato, anziché dire ha detto che era una Era di Villa di concittadina, Briano. faccia domanda suggestiva, perché chiaramente così si usa un asserto del collaboratore diverso da quello reale. Ho capito, chiedo scusa. Perdonatemi, della Corte, lei ha riferito, sempre su domanda del Pubblico Ministero, dell'interramento di alcuni rifiuti sotto praticamente la realizzazione, o nel mentre si realizzava l'asse mediano, comunemente indicato la Nola Villa Literno. Lei conferma questa circostanza? E ci sa dire più o meno l'arco temporale, quando sarebbe avvenuta questa attività di interramento dei rifiuti? Che io sono a conoscenza, le posso dire, che le ho sentite nell'arco che ho avuto i legami con Bidognetti Francesco, però ecco, insomma, se andiamo a una data precisa, oppure che io sappi in quale punto si possa trovare un solo bidone di rifiuto, insomma, non glielo saprei dire. Ho capito. Prima su domanda dell'avvocato De Caro in relazione alla CPL Concordia, lei ha detto che aveva avuto l'esigenza di rivolgersi, non mi ricordo a chi, perché doveva allacciare il gas. Lei ha fatto riferimento a San Cipriano d'Aversa. Perché ha fatto riferimento a San Cipriano d'Aversa? E se sa se l'onorevole Cosentino aveva un ruolo nell'amministrazione comunale o comunque aveva un'incidenza sul comune di San Cipriano d'Aversa. Non glielo saprei dire, avvocato, però le sto dicendo che la questione di San Cipriano era legata al discorso allacciamento e comunque quello che le stavo dicendo prima, no? Adesso se avesse o avuto oppure risultasse in un qualche modo in questa situazione, per me pure è un'altra situazione che io non le potrei confermare. Io le stavo solamente dicendo solo quello che io ero venuto a conoscenza in quel tempo e in quell'occasione. Dico, quindi lei non se l'è posta la domanda perché bisognava andare a San Cipriano? Non se l'è creato, No, non è perché c'era un ufficio che facesse capo alla ditta, c'era l'allocazione, l'ubicazione di un ufficio che si interessasse, delle pratiche burocratiche per allacciare il gas nella zona di Villa di Briano. Avvocato, no, per me non era una novità sapere che magari ci si doveva rivolgere a Nicola Cosentino per quanto riguarda il No, gas. lei ha detto a San Cipriano, attenzione, San Cipriano. Lo ha detto a Nicola Cosentino, Presidente, prima in sede di controesame. Ma il discorso San Cipriano, io sapevo che c'era uno sportello dove si poteva aderire per quanto riguarda la registrazione. Quindi lei ricorda che c'era uno sportello a San Cipriano, giusto? Sì. Lei, visto che ha iniziato a fare politica all'età di 7-8 anni, su domanda prima del collega ha detto no, io non ricordo chi sia. Mi oppongo a queste asserzioni, non ha detto che ha iniziato a fare politica, ha detto una cosa un totalmente diversa e quindi se Avvocato, faccia direttamente la domanda. Non si possono fare asserzioni di questo tipo. Lei No. Come no? Stava a casa. Per favore. Lei conosce il senatore Lorenzo Diani? Già l'abbiamo chiesto. Però ha detto, non mi ricordo come ha detto, ha risposto in maniera un poco vaga. Lo conosco di nome, però vorrei dire una risposta. Avvocato, io nel 1975-76 ricordo che facevo dettato che Saldi Principe 1975, ma quando tornavo a casa facevo pure magari vicino a qualcuno, cercavo di votare a Palomma, tanto per dire, no? Cerchiamo? Quindi 6-7 anni, questa votammo a Palomma, sarebbe la colomba in dialetto. In 6-7 anni la mia politica era questo. Quindi lei ha iniziato a 6-7 anni a interessarsi di politica, io non ho detto... Non ho iniziato, non sono un'infarinatura. stato un politico, però già vivevo all'interno di queste situazioni. Ok. Lei, durante l'esame del Pubblico Ministero in relazione ai lavori per quanto riguarda la installazione del metano a Villa di Briano, ha parlato di una certa ditta Gallo.
Ci sa dire chi fosse sta ditta Gallo? Allora, le persone in questione che all'epoca si stavano occupando di questa situazione adesso non ricordo, sì, Gigino Gallo, Luigi Gallo, abita nelle vicinanze di casa mia, quindi stiamo parlando a Via Roma, sempre su Villa di Briano, e poi c'erano i due fratelli, Oreste e Vincenzo Quart. Questi erano quelli che tenevano questa ditta e stavano facendo i lavori. E l'altro personaggio che era affiancato a loro e facevano questa situazione era Pagane Pasquale, detto Bambinone di San Cipriano, sempre una persona responsabile per quanto riguarda i Gallo. Capito? Questo Gallo è lo stesso Gallo che si interessa, cioè che è titolare di distributori di benzina nelle vostre zone? No, avvocato, stiamo parlando di due persone diverse. E l'altro Gallo lei lo conosce? Entrambi. Il Gallo, diciamo... Presidente, mi sembra una domanda veramente fuori luogo. Ha detto che un'altra persona, chiedere di un'altra persona che non c'entra niente, francamente rispetto a questa persona mi sembra una domanda esplorativa che non ha alcun senso rispetto a questo Avvocato, processo. se ci spiega un po' la rilevanza. La ritiro, la modifico, la faccio diversamente. Sì. Lei ricorda il luogo in cui sono stati ritrovati i 3 poveri soggetti da voi ammazzati e interrati nei pressi della superstrada, sempre non la Villa Literno? Lo ricorda il punto preciso? Avvocato, perché ci sono solo 2. 2, 3, comunque il triplice omicidio. Lei ricorda dove stavano i soggetti trovati interrati dalla Polizia di Stato? Lo ricorda il posto? Ho detto davanti a un'altra corte che le avevo interrogativo personalmente, quindi dovrei ricordare per forza il posto. Ricordate perfettamente. E nei pressi del luogo in cui sono stati rinvenuti questi corpi c'è un distributore di benzina? Presidente, mi oppongo alla domanda. Un distributore di comprendo. benzina, Aspetti della Corte, aspetti, mi oppongo alla domanda perché non riesco a comprendere se si vuole saggiare la fonte sulla capacità mnemonica in via generale oppure se si vuole in qualche modo riprendere un processo già chiuso per ragioni che sfuggono francamente all'interesse di questo Tribunale. Posso immaginare altri interessi, ma non riesco a capire l'interesse rispetto alla rilevanza della prova di questo processo. Avvocato, ci può spiegare la rilevanza della domanda? Allora, Presidente, innanzitutto ci serve comprendere e saggiare anche quelli che sono i riferimenti di carattere obiettivo a cui deve essere, a mio sommesso avviso, essere sottoposto un collaboratore di giustizia per saggiarne innanzitutto quella che è l'attendibilità intrinseca. Vabbè, così poi diven- diventa no. sterminato il campo di esame, perché può chiedere qualunque cosa della sua vita e approfondirla, no? L'indicazione precipua in relazione, diciamo, al rinvenimento dei corpi e quindi con la vicinanza a questo distributore di benzina la dice lungo poi in relazione ad un'altra serie di aspetti che ovviamente, se io sono qui a spiegarli con la presenza del collaboratore, probabilmente potrebbe poi essere deviata la risposta o potrebbe essere, come dire, fallace la mia... Ma c'è connessione con i fatti oggetto di contestazione? Presidente, siccome mi opporrò, continuerò a oppormi inevitabilmente. Vabbè, se non io c'è sono, bisogno... nel senso, se è comprensibile da una questione già dibattuta sulla questione della spiegazione della rilevanza della domanda, e non fare sentire, che è giustissimo e anch'io spesso ho posto questa questione, non far sentire direttamente la questione. Quindi io ritengo che si può comodamente risolvere la questione chiudendo o avvicinandosi al Tribunale un po' all'americana, passiamo così al sistema americano, e spiegare la rilevanza della questione, ovvero in questo caso è più semplice, possiamo scollegare il collaboratore di giustizia, perché in questo caso è possibile anche svolgere il collegamento, così lo scollegamento, così si spiega la rilevanza della questione, il collaboratore non lo sentirà e chiunque, il pubblico accusa e soprattutto il Tribunale, può cogliere la pertinenza e la rilevanza. Questo è un unico vantaggio della videoconferenza, perché altrimenti non sarebbe possibile farlo. La faccio diversamente. Vogliamo fare all'americana? Come No, la faccio diversamente, la domanda. Signor Presidente, mi scusi, signor Presidente, mi perdoni. Ma volevo dire una cosa, io invece, essendo il diretto della situazione, ho potuto pure capire dove si voleva arrivare alla discussione del genere, ma intenderei pure rispondere alla domanda, se lei me lo consente, signor Presidente. Se non ha niente in dubbio il dottor Milita inerente alla questione. La questione di sorprendente di rilevanza e pertinenza, io mi oppongo perché lei sicuramente in questo è più capace di me, io mi oppongo formalmente perché è una questione che riguarda questo processo. Quindi...
Va bene, chiedo Però scusa. se la riformula il difensore io non ho problemi a verificare una volta riformulata se ha un senso la domanda rispetto a questo processo o meno. Come era posta era difficile coglierlo il senso. Allora, il gallo a cui lei faceva poc'anzi riferimento, quindi non la persona che avrebbe fatto i lavori oggetto della installazione del gas, che lei sappia è il titolare del distributore Kuwait nei cui pressi sono stati rinvenuti i corpi dei soggetti per i quali lei è stato processato, non lo so se è stato anche condannato. Mi oppongo alla domanda, è chiaro che stiamo facendo, anziché saggiate individuare del test rispetto a questo progetto, stiamo facendo un micro istruttoria su questo altro gallo, per interesse difensivo che mi sfugge totalmente. C'ha connessioni con i fatti oggetto di questo processo. Mi spieghi allora... A suo avviso ce lo deve spiegare, il suo avviso. C'è attinenza in relazione poi a quelle che saranno le esternazioni o a quelle che sono state le esternazioni di qualche altro collaboratore di giustizia. Per questo vi dico, si devono incrociare i dati. Di qualche altro. Avvocato, lei non so, francamente... Di Vargas Roberto. Quindi a noi serve Vargas Roberto non è stato sentito. Verrà sentito. Non è... Sarà oggetto di domande che andremo a successivamente. Allora, Presidente, è chiaro che qui rappresento Vargas Roberto, evidentemente sarà stato sentito, non lo so, in altro processo. Quindi stiamo chiaramente ponendo una questione di un collaboratore che non è stato inserito in lista testi, che verosimilmente sarà oggetto di un'integrazione, che sta riferendo in un altro processo, in un altro dibattimento, e si fa una domanda su qualcosa che non è entrato al dibattimento, che io ignoro totalmente per quanto riguarda la rilevanza, senza spiegare minimamente la rilevanza. Questa è una questione di atto di fede della Corte. Vuole rispondere perché lui ha capito qualcosa, io francamente non l'ho capito dove si va a parare. Io francamente non riesco a comprendere ancora la rilevanza della domanda, comprendo che si sta ragionando su un fronte più ampio, io non riesco a comprendere, il Tribunale difficilmente riuscirà a comprenderlo perché... Ma io non credo che si possa rifare la domanda dell'attendibilità dicendo ma ti ricordi se c'era un distributore vicino al Va luogo? bene, basta, abbiamo detto, non è ammessa allo Stato sulla base di questa giustificazione, non è ammessa. No, ma non è che è stato dato di fatti specifici, anche per saggiare la credibilità, ma non è che deve esserci sempre una connessione. È logica, ma non è che si può chiedere di tutta la vita del collaborante e indagare ogni minuzia. È impossibile difendersi, già lo è allo Stato nei processi dove c'è. Il rapporto con la distribuzione del gas, il rapporto con l'attività petrolifera, stiamo parlando di un personaggio che gestisce un'attività petrolifera e ovviamente una serie di dati noi li abbiamo. Pare che sia, credo, proprio la connessione in questo, la connessione riguarda il tema di prova. Allora, stiamo parlando dell'onorevole Cosentino, di cambi di assegni, di attività, ma non c'entra niente, di rapporti con i Presidente. Comunque, visto che ma non di morti, però. Presidente, il personaggio, no, ma noi no, Presidente, ma il problema dei morti è relativo, è semplicemente il luogo e chi era il titolare. Presidente, mi scusi, visto che abbiamo il vantaggio della videoconferenza, visto che si insiste su questa domanda, evidentemente le strategie difensive colgono una rilevanza che a me totalmente sfugge. Stacchiamo il collegamento, i difensori spiegano la domanda e la rilevanza, e a questo punto tutti quanti rendiamo edotti della rilevanza. Se la difesa vuole, ovviamente intende scoprire le sue carte, perché anche qui c'è una scelta della difesa, scoprire le sue carte spiegando la rilevanza. Se non intende scoprire le carte, tra virgolette, parlo in modo molto, molto diretto, che è ragionevole ed è concepibile, io mi oppongo fermamente perché vi è una irrilevanza evidente. Io sono veramente sbigottito. Ma cioè, noi stiamo verificando la credibilità. La prossima volta il pubblico ministero, qualunque domanda fa, io chiederò al pubblico ministero di spiegarmi la rilevanza. Lei ha fatto una serie di domande su omicidi fatti, che penso servivano ad inquadrare il personaggio dal punto di vista criminale. Noi non possiamo fare qualche domanda che è relativa ad un fatto specifico perché non è rilevante. Così la difesa è, come dire, spuntata di armi essenziali. Noi dobbiamo dire al nostro contraddittore la ragione recondita di alcune domande. Ora le diciamo anche quale documento abbiamo che ci servirà poi a smentire una risposta, se sarà la risposta. Avvocato, lei sta utilizzando le dichiarazioni, mi sembra di comprendere che lei sta utilizzando le dichiarazioni di Vargas Roberto, evidentemente che si è fatto un accenno. Allora io faccio presente che le dichiarazioni di Vargas Roberto non ce le ho. E allora voi avete le dichiarazioni di Vargas Roberto evidentemente, o quelle rese in fase di indagini preliminari o quelle rese in dibattimento, io non le ho. E
visto che c'è stata anche la questione della consegna degli atti, io rappresento semplicemente che vi è stato molto fair play da parte di entrambi in questo ambito, però siccome si è parlato chiaramente delle dichiarazioni di Vargas Robesto, io ignoro proprio cosa abbia detto Vargas Robesto. Voi lo sapete che fate una domanda della Corte in funzione di quello che ha detto Vargas Roberto, perché io questo ho capito, solo questo ho capito. È chiaro che stiamo ragionando con una questione di disparità di carte. Questo ovviamente incide sulla rilevanza, sulla comprensione della pertinenza. Poi, ripeto, avvocato, mi scusi, è evidente che è assurdo che lei si scaldi, e Presidente, vi invito a stare tranquilli, perché francamente questa rilevanza di questa domanda rispetto alla storia criminale di una persona obiettivamente è incomprensibile. È chiaro che voi avete una ragione per farla, però non si capisce quale sia. Massimo rispetto, però lasci stare se mi scaldo mo', perché questo è un modo di dire, se poi ci vogliamo mettere anche a fare No, ma poi non è vero neanche, per la verità non mi pare che... Massimo rispetto, non mi permetterei di scaldarmi nei confronti del per favore, cerchiamo di tornare al processo e ai fatti. Il Tribunale allo Stato non ritiene che sulla base della giustificazione è ammissibile. Possiamo collegare? La Corte, da quando lei ha deciso di collaborare con la giustizia e quindi nei vari processi è stato videocollegato con prevalentemente il Tribunale di Napoli e di Santa Maria, lei si è mai incontrato in qualche sito con qualche altro collaboratore di giustizia? No, mai. Mai. Mi faccia comprendere una cosa, lei ha possibilità di leggere la stampa nazionale, di vedere la televisione da quando è ristretto sino ad oggi? E lei durante, diciamo, queste letture o queste visioni televisive, se così le possiamo indicare, ha mai avuto modo di sapere che qualche altro collaboratore di giustizia facente sempre parte della fazione Clan dei Casalesi avesse reso dichiarazioni sulla persona dell'onorevole Cosentino? Presidente, mi scusi, ha già risposto in sede di esame, non so se è una domanda trabocchetto pur concepibile oppure si tratta di una mera ignoranza. Ha risposto all'esame l'altra volta, è stata anche fatta una contestazione nella scorsa udienza. Facciamo una domanda, non fa niente se già è stata fatta, perché poi adesso magari si va a vedere, poi il verbale non è proprio precisa come la voleva chiedere il difensore, dobbiamo convocare un'altra volta della Corte. La domanda l'avete sentita o l'avete dimenticata? Io l'ho sentita, sto aspettando il signor Sì, Presidente, se mi dà la potete di parlare, rispondere. Potete rispondere. Sì, ho avuto modo di sentire che c'era un collaboratore di giustizia e con precisione proprio, un certo Raffaele Piccolo, che aveva citato che magari insomma di alcuni assegni per quanto riguarda l'onorevole Cosentino. Voi lo conoscevate, Piccolo? Ma stiamo Raffaele? parlando di... Chiedo scusa, avvocato, ma stiamo parlando di fatti, anzi di date cioè prettamente diverse da quello che io stavo dicendo e quello che poi ho potuto appurare. Quando eravate libero o detenuto, l'avete mai conosciuto a Piccolo Raffaele? Io non ricordo. Non ricordate, cioè non l'avete mai intravisto, non l'avete mai visto, non ci avete mai parlato, non l'avete mai contattato? Allora, le voglio essere proprio preciso, senza tralasciare niente. L'ho potuto conoscere una questione di una ventina di minuti, abbiamo viaggiato nello stesso blindato dal carcere di Santa Maria Capovetere fino a Carinola, quindi ci stavano gli agenti e non abbiamo mai potuto parlare di niente o che sia, sapevo solo che ci stava pure lui dentro questa cosa. E poi l'ho intravista qualche volta perché stavamo a Carinola nello stesso penitenziario, ma lui stava in un reparto e io in un altro, quindi al massimo ci si poteva solamente vedere da lontano e quindi non ci si parlava e non c'è mai potuto avere modo di dire oppure di parlarci di qualcosa. Ho capito, e dico, durante le ore diarie a Carinola, nonostante eravate detenuti in bracci diversi, le zone dove si volgarmente dice prende l'aria erano visibili, erano attigue, erano vicine?
o si trovavano in luoghi completamente diversi? Si può passare, ma magari ci si saluta, ci si può scambiare una cosa, o che sia. Ma si ricordi che quando stavamo a Carino, avvocato, lo voglio solamente precisare, a Carino non eravamo il collaboratore né io né lui, quindi non c'era nemmeno bisogno di dire certe cose. Però oggi io sto a rispondere alle sue, e sono... Lo so, io volevo sapere le due aree dove si diciamo scende per il passeggio, così come comunemente detto. È giusto dire che sono uno accanto all'altra? Sono tutte quante adiacenti, quindi sono 3 o 4 che se non ricordo male, sono uno adiacente, uno dietro l'altro, sì. Quasi concluso. Lei sempre durante il suo esame, a pagina 39, ha detto, proprio su domanda del signor Presidente, fa un'introduzione e poi dice: da Casale è arrivata all'imbasciata, tanto per dire che dobbiamo portare a Nicola quest'anno. Quest'anno in relazione ad una competizione elettorale specifica, lei intende dire quando asserisce quest'anno oppure no? Avvocato, mi perdoni, o non ho capito io la domanda, oppure inizialmente non avevo cominciato a sentire. Può ripetere per favore? Allora, lei è arrivato a un certo punto del verbale dell'altra volta. Non sentirla. Mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Dico, nel verbale, quando è stato escusso dal pubblico ministero, in un passaggio lei dice testualmente: da Casale è arrivata all'imbasciata, tanto per dire, che dobbiamo portare Nicola quest'anno. L'indicazione mia in relazione a quest'anno, cioè si riferisce ad una competizione elettorale specifica? No, la verità proprio non ricordo nemmeno di quale occasione abbia potuto parlare, quindi inerente a quale occasione, però se mi può precisare la domanda se mi può formulare la domanda più precisa, perché io adesso non riesco nemmeno a capire che cosa. Se può magari leggere tutta la parte, così forse si capisce meglio. Allora, se no effettivamente diventa arduo intendere. Sì. Allora lei dice: dottore, io le ho fatto una premessa prima, che era un pensiero mio personale, quello di dire che veniva da Casal di Principe. Mi porta però a dare una fondatezza a quello che sto dicendo. Perché? Perché già nell'ambito familiare si parlava all'epoca: da Casale è arrivata all'imbasciata, tanto per dire, che dobbiamo portare a Nicola quest'anno, quello che sia. Quando si diceva da Casale si intendeva dalla malavita locale, quindi di personaggi influenti nella malavita. Ecco perché io stavo dicendo queste cose. Cioè, la mia domanda era questa: in relazione, quando lei dice quest'anno, si riferisce ad una competizione elettorale che era in corso oppure no? Avvocato, io vorrei precisare una cosa. Stavamo parlando dell'istituto di Carinola, siamo arrivati a una domanda di quest'anno se deve portare, ma che secondo me fa parte della questione sempre di mio zio, ci stiamo parlando di Giovanni della Corte, perché io continuo a non capire a che cosa si vuole riferire, perché quest'anno dobbiamo portare, nel nostro gergo vuol dire politicamente portare qualcuno, fare procurare voti, quello che sia, però la domanda inerente, signor Presidente, chiedo scusa, perché forse non è che sia... non è che culturalmente diciamo che sono un poco mediocre, però le volevo dire una cosa, non riesco a capire che cosa, perché se si parla nel discorso che dobbiamo portare a quest'anno, ed è una mia parola, si parla magari di portarlo politicamente, però se devo capire a che cosa si riferisce, le posso dire che non capisco, perché effettivamente stiamo parlando mi è stata posta anzi una domanda di Carinola, mi è stato fatto il nome di Raffaele Piccolo e arriviamo alla domanda quest'anno. Non lo so, perciò vorrei... No, vabbè, ma non c'è un collegamento fra tutte le domande necessariamente. Mi pare che era stato chiesto quale anno era, quale tipo di competizioni. Esatto. Quale tipo di competizioni elettorali, se lo ricorda. Se non lo ricorda, non si preoccupi, lo dica e non faccia tutto questo, studio sulle domande, perché non ha capito a cosa si riferisce la domanda. La domanda, cioè volevo sapere, lei si ricorda che c'era questa
diciamo, indicazione di appoggiare Cosentino. Si ricorda pure di quale competizione elettorale si trattava? Signor Presidente, io le posso dire che non ho capito a che cosa si riferisce, però le dico no, non ricordo a questo punto. Lei sa quando si è candidato l'onorevole Cosentino alle regionali? Nel passato che io possa rammentare, non ricordo con precisione sì o no, se erano provinciali, regionali oppure così, però comunque continuo ad essere vago, non ricordo, Avvocato. Non ricordate. Sapete dirci l'anno in cui si è candidato alle politiche, cioè alle elezioni nazionali? Le ho potuto dire dalla prima volta che ho visto Nicola Cosentino che si era presentato cioè, l'ho descritto ancora con la bandiera in mano del sole nascente, come lo chiamavamo noi, che era UPSD, però nell'arco degli anni poi, con precisione non lo so, però comunque la sua carriera politica è continuata fino ad oggi, che noi sappiamo, no? Quindi non è stata mai interrotta da Nicola Cosentino. Dico però, lei, ripeto, sempre reduce della sua trentennale esperienza politica, volevo comprendere se sapesse nello specifico quando, in che anno più o meno ha partecipato alle varie competizioni elettorali. Se lo sa, ce lo diceva; se non lo sa, visto che non lo sa, ci dice non lo so e noi andiamo avanti. Non ricordo adesso, ricordate, però le devo dire una cosa: non ho avuto mai bisogno della persona in questione, quindi non mi sono nemmeno interessato più di tanto a dire. Ho eseguito a volte quella che era la volontà di qualcuno, o che sia di mio zio o di qualcun altro, però non ho mai avuto e nutrito interesse per la persona. Ho capito. Lei ricorda più o meno l'anno in cui è stato ammazzato Griffo Maurizio? Le posso dire che è una persona che purtroppo, il periodo devo dire in cui così, è stato... Purtroppo è stata uccisa da me, però ricordo che era 94, forse 95, cioè non ricordo con precisione la data, ma comunque i primi anni 90. Ricorda invece quando è stato scarcerato Quadrano Giuseppe? Quando sono stato deposto io da Carinaro e così, quindi stiamo parlando del 90-91, questo insomma è più o meno la data che uscì pure Schiavone, quindi nel 91, stiamo parlando di questa data. Perdonate, su domanda dell'avvocato De Caro, lei si è anche un attimino rizelato. Dico, quando lei ha deciso di collaborare con la giustizia non ha fatto sequestrare nulla di beni o di quant'altro a lei riconducibile dal punto di vista patrimoniale? Già risposto. Avvocato, le avevo risposto prima, le rispondo pure adesso. Non ho avuto modo di poter farmi sequestrare niente perché effettivamente non avevo più niente, perché tutto quello che io avevo costruito l'avevo perso nei primi giorni che ho collaborato, quindi avevo delle attività commerciali e sono andate a finire in fallimento e distrutte, quindi non ho potuto più avere niente. Per quanto riguarda il discorso imprenditoriale che io tenevo per l'edilizia, così, il mio ex socio lo stesso ha fatto, cioè mi ha lasciato in pianto, quindi non ho avuto più niente. Le posso dire una cosa, che se non avessi oggi allo Stato un qualche lascito portato dai miei genitori e dalla mia famiglia non avrei niente proprio di possibile. Va bene così. Nel verbale Avvocato, chiedo scusa, non la sento. Avvocato De Caro, nel verbale stenotipico della scorsa udienza, Presidente, in due parti, a pagina 29 e 30, c'è un riferimento prima a pagina 29 c'è una NDR, il trascrittore dice pare dica Nicola Cosentinono. Poi a pagina 30 invece
Su domanda del PM, senta, lei ha parlato di un recupero crediti di un'attività svolta da lei per conto di Chianese Cipriano, lui risponde una società di autotrasporti con dei personaggi piemontesi operanti a Nicola Cosentinono. Ci deve essere qualche errore. Volevo capire se può precisare, perché dal fonetico sembrerebbe che il riferimento è a Torino, però per evitare poi equivoci vorrei se il test ci... Avvocato, è così, è un equivoco, c'è stato sicuramente un errore, quindi se mi formula la domanda io le posso dire. Però magari, non lo so se io abbia qualche ticco, qualche cosa, posso dire no, però le posso dire che c'è stato di sicuro qualche errore. Avvocato, rilegga tutto tanto lo farei io al riesame. Allora, la domanda... Faccia tutta la cosa così vediamo un po' che cos'era la reale domanda del risposta. PM, senta, ha parlato, mi metto nei panni del pubblico ministero, ha parlato di un recupero crediti di un'attività svolta da lei per conto di Chianese Cipriano, quella che ha già riferito circa il verbale di interrogatorio per far recuperare al fratello una società, la società che era stata ceduta, e lei ha detto una società di autotrasporti con dei personaggi di Torino, con dei personaggi, piemontesi, operanti a... Ci può specificare operanti dove, se lo ricorda? Torino, avvocato. Torino? Esattamente. Giusto, perché qui dice Nicola... No, ma era chiaro un errore, c'è anche il 29, l'ho rifatto anch'io. Sì, va bene. Chiaramente Grazie. deve essere se fa anche il 29, avvocato, è diverso il 29. Sì, Pagina 29 dice una cosa diversa. Però il 29 è la gestione da parte mia con un gruppo di amicizie che avevo fatto con alcuni personaggi legati alla malavita però poi c'è quel pare dica Nicola Cosentinono, forse anche qui... Chiediamolo bene così, togliamo il pare dica. Chiedo scusa, allora, il riferimento a un night ristorante, qual era il vostro interesse, l'interesse del vostro gruppo? Lei parla di una gestione con un gruppo di amicizie che avevo fatto con alcuni personaggi legati alla malavita di dove? Stiamo parlando di Torino. Il night ristorante era un'attività che avevo rilevato io nel torinese, nella zona di Torino. Era un'attività che stavo facendo io, ma stiamo parlando fino al 98-99, quindi è una situazione non più esistente. No, lo so, che poi comunque ho provveduto a dire... Torino era stato, come dire, inteso come Nicola Cosentinono, allora giusto per chiarire. Grazie, io non ho altre domande. Il pubblico Io ministero. avrei bisogno di una ventina di minuti, 30 minuti di domande, però avrei bisogno un attimo di assentarmi, quindi di sospendere, non so se... Sì, va bene, sospendiamo. Il Ministero. Innanzitutto volevo chiederle delle specificazioni sempre perché probabilmente c'è un errore nel verbale, quindi non dipende da lei, ma probabilmente un errore o comunque un'incomprensione da parte del trascrittore. Nella scorsa udienza, a pagina 31, leggo l'intero periodo, così vede se riesce a capire, se non capisce e non si ricorda il contesto. 31. Allora, lei ha dichiarato, la domanda era: mi può dire tramite chi della sua famiglia in particolare aveva avuto queste esperienze politiche? Lei risponde: all'inizio il cugino di mio padre, Giovanni della Corte, e poi in seguito un altro cugino, Biagio della Corte. Poi c'è un incomprensibile, la dottoressa, il trascrittore scrive pare dica Anna Stella Miele, comunque sempre personaggio della famiglia, eppure qualche fratello mio è stato candidato nella politica. Diciamo che familiarmente è stato sempre così. Ancora oggi qualche mio familiare attualmente sta in politica. Ha capito, si ricorda, diciamo, Sì. mi scusi, volevo comprare. Poi c'è stato qualche, e qui non l'ha capito, il trascrittore ha scritto incomprensibile, e poi la dottoressa, poi lì viene trascritto pare dica Anna Stella Miele. Mi può dire? Confermo. Quindi sarebbe Anna Stella Miele? Sì, confermo, Mi scusi, dottore. Era una persona della sua famiglia? Familiarmente non risulta, però è vicino, è considerata persona di famiglia perché come se lo fosse. Ma quindi, mi scusi, frequentava la sua casa? Sempre, da sempre, dottore, ancora oggi. Faceva diciamo, attività politica? Sì, è stata candidata come pure sindaco a Villa di Briano.
Quando lei dice quindi poi c'è stato qualche incomprensibile, la dottoressa Anna Stellamiele, quindi il comprensibile è sempre riferito alla dottoressa Anna Stellamiele? Non lo so Non lo sa. a che cosa si poteva riferire. Scusi, lei ha detto all'inizio il cugino di mio padre, Giovanni della Corte, e poi in seguito un altro cugino, Biagio della Corte. Poi c'è stato la dottoressa Anna Stellamiele, comunque sempre personaggio della famiglia. Eppure qualche fratello mio è stato candidato nella politica. Diciamo che familiarmente è stato sempre così. Qualche fratello suo chi erano che si candidati nella politica? Stefano, dottore. Ha svolto, cioè si è interessato di politico, ha avuto anche ruoli. A volte ha avuto pure qualche ruolo. Tipo, per esempio, se ricorda? Con esattezza no, ma penso intorno che lui abbia avuto così intorno ai 2000, i primi 2000, 2004, 2005, non lo so, presso a poco questa data. E che tipo, scusi, per capire a che livello, comunale, o ruoli diciamo all'interno dei partiti? Comunale, all'interno di lista civica, dottore. Ma quindi consigliere comunale, assessore? Non ricordo con precisione se come assessore o come consigliere. Adesso non. Quindi non fu rammento. eletto. La verità proprio, signor Presidente, non ricordo nemmeno se effettivamente ce la fece o no, perché poi, come le stavo dicendo prima, non mi sono poi, non ho mai chiesto di avere qualche cosa per quanto riguarda il discorso della politica né del comune, perché ho lasciato sempre fare agli altri. Mi sono solamente interessato a volte, oppure prodigato per procurare dei voti o qualche cosa. Quindi non mi ricordo nemmeno se fu eletto o no, però so che Era candidato. Era candidato. Sì, era candidato. Ma le posso dire ancora oggi, per esempio, c'è ancora un altro cugino mio, Luigi della Corte, che ancora oggi, ma se non erro, sta all'opposizione, comunque è sempre all'interno della politica, quindi, come vede, non è che è finita la nostra, cioè come della Corte, la questione politica del Paese. Senta, poi ci siamo in sede sia di esame nella pagina 44, sia in sede di controesame, si è parlato di questa questione del metanodotto. Siccome si è concentrati più a capire l'altro gallo, mi può dire esattamente, visto che poi ci si è fermati sull'approfondimento di questa questione, mi può dire esattamente qual era stato il ruolo di Nicola Cosentino rispetto a questa attività, a cosa si riferisce e se può essere un po' più chiaro anche del contesto? La mia conoscenza, le dico sempre conoscenza di relato, quindi da altre persone, che la questione del gas e metanodotto era una questione di Nicola Cosentino. Con i soggetti che io ho citato prima, Quarto, Oreste e Vincenzo, in un certo qual modo, adesso non con precisione, ma comunque c'è pure una vicinanza pure familiare per quanto riguarda Cosentino e loro. Ma la cosa più palese era che da queste mie conoscenze, poi su Luigi Gallo, che è altra persona al di fuori di quello del distributore, era comunque addentrato in questa questione, tant'è vero che lui aveva fatto pure dei lavori nella zona di Sant'Antimo e in quell'occasione vennero dei personaggi legati alla camorra di Sant'Antimo, perché gli avevano fatto magari qualche prestito usuraio, una cosa del genere, che volevano fare qualche azione intimidatoria o quello che sia. È solo per puro caso che mi incontrarono a me e lo garantii io come persona, lasciarono perdere. Quindi insomma stiamo parlando in questa questione, in questa faccenda che io poi ricordo vagamente, però queste sono le cose che io... Mi può dire questo metanodotto di Villa di Briano che cosa, quando doveva essere costruito, realizzato, che periodo stiamo, se riesce a ricordarlo? Dottore, il metanodotto
Con precisione non glielo saprei dire se all'inizio degli anni 2000, 2000 e qualcosa, o quel che sia, ma cioè, Villa di Briana è una delle reti, che poi là c'era il discorso di quasi tutta la Graversana, quindi stiamo parlando di un metanodotto che arrivava pure agli altri paesi adiacenti a quello di Villa di Briana. Ci siamo soffermati su quello di Villa di Briana perché so chi erano quelli che stavano eseguendo i lavori, chi li stava facendo, e magari già dalle mie conoscenze dedurre tramite chi, però cioè, non era la questione solamente del metanodotto di Villa di Briana, era il metanodotto della provincia di Caserta. Quindi tutti gli lavori per tutto il metanodotto. Esatto. Senta, ma chi le disse che queste persone che dovevano fare i lavori, quelle che ha citato, erano stati favoriti da Nicola Cosentino? Con esattezza cioè, non glielo potrei dire perché poi effettivamente non ho avuto un modo con precisione di sapere, però nell'ambito, per esempio, le posso dire una cosa, eseguito i lavori, uno dei fratelli Quarto, tanto per dire, che all'epoca io avevo chiesto ma chi lì sta facendo questi lavori, quello che sia, avevo visto pure Nicola, scusate, Pasquale Bambinone, Pagano, nella zona, avevo domandato a loro quel che sia, mi si era lasciato intendere e poi magari mi si era fatto l'offerta di farmi un pensiero che io poi comunque ho rifiutato perché non era dovuto, perché per rispetto al ruolo che io non coprivo più, quella di camorrista nella zona, non potevo prendere proventi della camorra, quindi fu una cosa che io rifiutai pure. E mi scusi, che cosa le fecero intendere queste persone? Mi fecero intendere che era un discorso legato a Nicola Cosentino. Ho capito. Senta, questo glielo fecero intendere nel momento in cui gli avevano ipotizzato di dare un regalo, cioè in quel contesto lì? Sì, mi sono trovato non essere proprio diretto, ma a intenderci più o meno quale fosse il lavoro, insomma, quale fosse l'entità più o meno, magari come mai ci stava proprio Pasquale là, insomma, e non altri personaggi. Adesso non ci sarei essere preciso, però ho capito. Quello che mi fu lasciato intendere dalle persone era che dietro a questa situazione c'era Nicola Cosentino. Come mi è stato palese capire da qualche altra persona, pure da personaggi che magari frequentavano un comune, che dietro la Concordia ci stava sempre Cosentino, al di fuori della malavita che l'avevo sentito. Senta, però avevo avuto altre. Sì, la farò anche una domanda su quel discorso dell'allacciamento del gas. Prima devo fare una domanda. Pasquale Pagano Bambinone era legato a qualche gruppo? Pagano Bambinone era legato al clan dei Casalesi, ma diciamo che portava avanti il discorso un poco per Antonio Iovine Unin, che poi la questione di Villa di Briano era proprio un territorio legato proprio ad Antonio Iovine nella situazione, come lo era Frignano e come lo era pure Casaluce. Quindi Pasquale Bambinone era persona di Antonio Iovine che stava nella zona, stavano facendo questi lavori legati a questi personaggi che le stavo dicendo, sia i Galle sia i fratelli Oreste e Vincenzo Quarto. Ma Pasquale Pagano aveva anche un altro nome? Gianluca, signor Presidente. Gianluca, quindi è Pasquale Gianluca Pagano. Per noi è conosciuto come Bambinone, perché l'ho avuto pure come socio nelle attività della bisca clandestina, quindi insomma, diciamo che lo conosco abbastanza bene. Senta, vorrei chiederle, sempre qui in sede di controesame, lei stava specificando la questione del fatto che le avevano detto per l'allacciamento che doveva andare a San Cipriano e che doveva rivolgersi, o comunque si sarebbe dovuto rivolgere, non ho capito se direttamente o tramite un'altra persona, tramite altri mi sembra di ricordare, a Nicola Cosentino. Come è andata a finire poi l'evoluzione? Perché poi ci siamo fermati lì. Lei come si è protratta la cosa? Allora, su questo posso essere più preciso, per esempio. Quando dovevo fare questo allacciamento in via Roma, a Villa di Briano, praticamente,
si deve andare a San Cipriano, a Concordia, così. E allora avevo cominciato a vedere delle complicazioni a livello che si deve fare l'omologazione, ci vogliono dei permessi delle persone specializzate. È una persona, adesso non ricordo se era una persona del comune all'epoca o qualcuno vicino a me, mi disse vabbè, se troviamo problemi comunque ci si rivolge direttamente a Nicola Cosentino e ci si può risolvere questa situazione. Era una questione pure di allacciatura gas, insomma, e dice vabbè, uno per allacciare un gas si rivolge a Nicola Cosentino. No, era una questione che se si poneva il problema di poter favorire a una persona amica, si poteva rivolgere pure a loro. Questa è una cosa che poi io non ho fatto direttamente, però è quello che le sto dicendo. Cioè, quindi mi scusi, poi per risolvere questo problema si è rivolto direttamente o indirettamente a quello che era il soggetto che gli è stato indicato, o ha risolto a prescindere? No, ho risolto a prescindere perché una persona, cioè un tecnico comunale, sì, prese la pratica lui stesso e mi sbrigò questa situazione a San Cipriano, a Sta Concordia. Capito, è un ufficio che comunque si ricordo pure io, nei pressi della chiesa. Era solo per capire come era andata poi a finire la vicenda. Senta, lei sulla questione degli assegni cambiati ha detto di non ricordare la persona, però più volte le stava venendo in mente, nel senso stava una delle persone che erano incaricate oppure che comunque stava con lei in quell'occasione. Lei si ricorda il nome di qualcuno, perché lo ha reso in sede di interrogatorio al PM, prima stava almeno un nome lo ha reso, prima ce l'aveva sulla punta della lingua, come si dice. Volevo sapere se le viene in mente oppure... Ma non ha già risposto alla domanda della difesa? Noi gliel'abbiamo chiesto 3-4 volte, ha sempre detto di no. Non si ricordava il nome, mi ricordo, non che non si ricorda la persona. Vabbè, riformulo, non ho problemi, riformulo la domanda. Lei ricorda la persona tra quelle che erano presenti o incaricate e non le viene il nome in mente della persona, oppure non si ricorda proprio la persona neppure? No, dottore, allora io assemblo a quello che erano i ruoli dei personaggi all'epoca e chi erano quelli che potevano, magari facevano, noi dicevamo le ambasciate più o meno, con qualche servizio, qualche sia, perché noi l'abitudine di stare insieme a Bidognetti, stavamo io, Alfonso Diana, ci stava Pasquale Vargas, Apicella, Candiello Vincenzo, sarebbe il fratello di Candiello Salvatore, c'era qualche altro personaggio, per esempio Cumbariello, Bidognetti Domenico. Presidente, mi perdoni, io avevo fatto un'opposizione. Qualche volta veniva pure Roberto Vargas, però il discorso è che io dicevo, quelli che facevano... No, era ammissibile come l'ha riformulato. Sì, prego. Della Corte risponda, continua. Quindi queste erano le persone... Prego, se vuole... Le persone specifiche che a volte si recavano a fare questi tipi di cose, che io ricordo che oggi fanno parte integralmente del clan, quindi personaggi... Ma all'epoca, per esempio, ci stava dell'Aversano Giuseppe, che Uriaula, per esempio, deve dire che questo faceva, andava avanti e indietro, portava gli stipendi agli affiliati, andava a cambiare gli assegni, situazioni. C'era il fratello di Bidognetti Domenico, Bonanima purtroppo, che a volte pure lui si recava, faceva insomma questi tipi di servizi, ma qualche volta l'ha potuto fare pure qualcuno interno al clan, insomma, posso dire Pasquale Vargas, come Candiello. Cioè io con precisione adesso non ricordo chi era la persona che ha avuto in mano questo plico per andare da Duomo Regale, insomma, in questione, perché poi alla fine stiamo parlando direttamente come parlavamo noi e come ci capiamo noi. Senti, ma Compariello chi era? Compariello, signor Presidente, si riferisce a Maccariello Raffaele, altro personaggio legato al clan, insomma, all'epoca, pure con ruoli marginali, ma comunque legato al clan. Quindi questi erano i personaggi che facevano questi tipi di discorsi. Invece io, con le persone che avevo citato, ci dedicavamo poi, purtroppo, su ordine di Bidognetti, all'eliminazione dei personaggi, quindi agli omicidi, alle estorsioni varie e altre cose illecite. Senta, lei ha conosciuto
De Vito Luigi. Altra persona. Di opposizione per la stessa ragione per la quale questo difensore ha fatto la domanda poc'anzi in relazione a Gallo. Ci dovrebbe spiegare la rilevanza, altrimenti noi estendiamo il campo di prova all'infinito. Quando lo fa il PM va bene, quando lo fa la difesa non andiamo più bene. No, assolutamente. Anche il pubblico ministero allora no, deve semplicemente spiegare. per aiuto alla memoria, la contestazione, faccio prima. Lei ha dichiarato un altro nome anche in Però Presidente, il verbale. fatto che lo abbia dichiarato prima non significa che ha rilevanza dal punto di vista. Ma non ha finito di parlare il pubblico ministero, vuole fare una contestazione. Lei ha detto di spiegare la rilevanza. Allora cominciamo a sospendere. No, non c'è bisogno. No, non c'è bisogno di sospendere. No. Lui ha detto in sede di interrogatorio, in fase di indagini preliminari, un'altra persona, un altro nome. La domanda è semplicemente volta a recuperare quel nome che ha detto in fase di indagini in resa interrogatorio, laddove non lo ricorda, come non la ricordo, ha detto di non ricordarlo, farò la contestazione per indicare il verbale, quello che ha detto in sede di interrogatorio. È abbastanza semplice, la questione è abbastanza semplice. La domanda conosci Tizio, eccetera. La domanda era sulla quale... E ce l'ha spiegato, Io perché è una persona nominata in altra sede e qui non ricordata. Esattamente, quindi ho fatto la domanda, se lo conosceva e si ricordava lo faceva direttamente senza bisogno della contestazione. Non l'ho fatto e quindi faccio la contestazione. Allora, il verbale è dell'1 dicembre 2010, lei ha dichiarato, mi ascolti. Dunque, ricordo comunque che Bidognetti Francesco incaricava De Vito Luigi a recarsi da queste varie persone che davano la disponibilità a girare da questi soggetti per raccogliere le somme per fare gli stipendi. Confermo, dottore, però scusate la mia labilità della memoria, il discorso. Per me adesso sembra un poco banale dire la questione, ma è dato proprio per scontato, perché più di una volta io ho citato la persona in questione. Alla fine dei conti con questa persona ci tengo pure dei reati, quindi non è che potevo mettere della Corte non si preoccupi, era soltanto quindi anche De Vito Luigi che c'era in questo gruppo che girava per sostanzialmente cambiare gli assegni. Prettamente pure, perché inizialmente proprio questo faceva Luigi De Vito, poi si è cominciato a macchiare pure di qualche reato, però inizialmente faceva questi tipi di servizi oppure magari spostava direttamente a Bidognetti con la macchina, questo era il suo ruolo che faceva. Senta, vorrei fare una domanda. Lei ha ricordato precisamente questa vicenda in cui Bidognetti ha detto quello che ha già riferito e del pacco di assegni da cambiare. Questa è una vicenda che ricorda con precisione, ma questa vi era, al di là di questa vicenda, era normale, vi erano altri casi in cui le era stato detto o aveva saputo che Cosentino Nicola era stato il soggetto da cui si erano recati per cambiare assegno? Questo è l'unico episodio in assoluto che lei ricorda? Per comprendere, se ne era parlato in altri casi da altre persone del clan, del fatto che lo facesse sistematicamente oppure raramente? Questa è l'ipotesi che ricorda con precisione. Vi è opposizione alla domanda perché il collaborante già ha riferito sul punto. Dal verbale della scorsa udienza, almeno che non ho letto male, ha riferito quella circostanza nella quale era presente presso l'abitazione di Diana, allorquando il Bidognetti estrasse non il pacco ma degli assegni praticamente dalla tasca, e poi ha riferito di averlo appreso successivamente dalla televisione dall'altro collaboratore che prima ha detto che non lo conosceva e poi ha detto che qualche volta si sono salutati, qualche altra volta hanno fatto il passeggio insieme e l'altra volta ancora sono andati a Napoli nel blindato. Poi dimostreremo anche se vi sono stati rapporti di altra natura. Quindi dico, vi è opposizione per queste ragioni in relazione a questa domanda specifica così come formulata dal pubblico ministero, perché ritengo che il collaboratore sul punto abbia già espressamente riferito. E anche Presidente, scusi, aggiungo, il riesame non è un nuovo esame, perché è stato oggetto di lungo esame del PM, di controesame della difesa, o c'è qualche specificazione, altrimenti si fanno nuovamente le domande, avremo poi noi diritto ad un nuovo, a interloquire nuovamente sul tema e non si finisce più. Il riesame dovrebbe essere specificativo, dovrebbe colmare le lacune, ma se si affronta nuovamente il tema
pretendendo una risposta diversa, Presidente, francamente non si finisce. rappresento che questa è conseguenza del controesame, perché in sede di esame che dica il difensore si è espresso in termini generali, non specifici, e in sede di controesame, ricordando ancora con più dettagli una vicenda specifica, ha creato una situazione per cui il lettore può essere indotto a pensare sia che sia un'attività sistematica che era nota e si ricorda uno specifico evento con precisione, sia che quello sia l'unico evento. Siccome dalla lettura dei due verbali è evidente che possa porsi questa interpretazione dal lettore, e quindi faccio la domanda perché all'esito della risposta in sede di controesame questa possibile doppia interpretazione deve, a mio giudizio, essere risolta. Della Corte ha compreso. Perfettamente, signor Presidente. Cioè, vuole sapere il pubblico ministero, è una cosa che lei ha visto una tantum, una sola volta. Signor Presidente, no, però volevo dirvi una cosa. Io quando cerco di rispondere, quando rispondo, a volte cerco di essere un poco pure più vago, perché sembra dare delle risposte sì, perché per me fosse pure facile dire in sede di interrogatorio, dire sì, è stato Pasquale, oppure è stato Nicola, quel che sia, potrei essere pure così preciso, quindi io sto cercando di dimostrare la mia genuinità del discorso. I personaggi che facevano questi tipi di faccende all'epoca, al di fuori che a volte per esempio, mi è sfuggito pure, va bene, diciamo adesso così, Ushwook, perché noi così lo chiamavamo, Gigino, scusate, che poi non si offende nemmeno lui, perché comunque era un nome suo, soprannome suo, Luigi De Vita. Come? Le stavo dicendo prima, era sporadicamente che facevano questa situazione, ma anzi nemmeno, anzi era proprio abitualmente che facevano questi tipi di lavoro per conto di Bidognetti e pure per conto di qualcun altro, cambiare qualche assegno, qualcosa per portare la liquidità per fine mese o quel che sia, perché loro fino a quel tempo ancora non erano, cioè non facevano parte del gruppo che magari faceva determinati tipi di reati come le facevamo noi, quindi erano addetti a fare questi tipi di cose. Più di una volta ho visto De Vita portare avanti questo tipo di discorso, ma pure dopo l'arresto di Bidognetti ancora ha continuato, quindi per me era una cosa quasi per scontato. Rispondere a questa domanda in questa situazione e su questa contestazione sembra quasi che lo voglia essere proprio pragmatico nella faccenda, come il pubblico ministero mi stava imboccando. No, non è così, signor Presidente. Effettivamente era una cosa che io già avevo riferito prima, ma per me è una cosa così data per scontata che a volte farla diventare così superficiale, insomma, diventa quasi normale. E andavano sempre allo stesso posto a cambiare? No, signor Presidente, io ho fatto pure verbale sui personaggi che aiutavano la questione, la causa, anzi, in questa faccenda. Ho fatto, se vuole, le faccio pure in questa sede, ma i personaggi commercianti noti, facoltosi della zona, cioè tipo come qualche autoricambi, qualche Dune, insomma, magari gli stessi Passarella, quindi stiamo parlando di tutti i facoltosi della zona, che contribuivano a liquidare i proventi che magari erano quelli provenienti da imprenditori o che sia, ma comunque rilevanti di estorsione. Sì, mi scusi, la mia domanda era questa tra costoro che erano in via generale, raramente, spesso, sempre, sostanzialmente destinati al cambio assegni, c'era anche Omericano? Come le ho detto prima, dottor Milita, mi pare che hai già risposto a seguito di questi chiarimenti. È stato chiesto se era un fatto occasionale, mi sembra che ha detto di no, e io poi ho chiesto se andavano sempre a cambiare la stessa fonte, eppure ha detto di no. Adesso mi pare che fare altre domande. Non sono stato così, non ho capito così chiaramente come lo ha inteso lei, e quindi siccome io non l'ho capito così chiaramente rispetto alla risposta. Ma Tizio è proprio l'esempio di scuola della domanda suggestiva, Presidente. Dobbiamo stare qui alle 5 ancora, non porci, cioè dire è americano, una domanda chiaramente suggestiva, è proprio che è data in radice all'esame e al riesame del pubblico ministero. Veramente ho fatto tutte le domande possibili, quindi ho fatto la gamma era totale. Il Ministero su questo tema, su questo punto, credo che la risposta è stata data.
non mi è proprio chiarissima la risposta, nel senso che la domanda era proprio insomma, semplice, era perché da quello che ha detto oggi rispetto a quello che ha detto l'altra udienza, sarà una mia erronea interpretazione, però non ho capito bene io, magari soltanto io, se era una cosa che capitava solo quella volta, era una cosa normale, andare da americano. Posso rispondere, signor Presidente? C'è opposizione Io non ho capito. No, se avete capito voi, della Corte abbiamo già risposto. per la 12ª volta. Poi lo quindi è un problema di mia interpretazione, ho capito. Senta, volevo farle una... Lei lo ha dato per scontato, anche qui è comprensibile, però volevo fare una domanda per comprendere bene. Dunque, lei ha detto che 2 volte in sede di controesame che per un periodo era nei conti e poi è uscito dai conti. Nei conti si riferisce allo stipendiamento? Sì, dottore. Quanto prendeva di stipendio? Non mi ricordo se lo ha già detto. Al mese quanto prendeva? All'incirca 4, stiamo parlando di soldi, 4 milioni. Quando anche era detenuto o di meno prendeva quando era detenuto, fino al momento in cui non gli hanno più mandato lo stipendio? Di recente stiamo parlando, o all'epoca? No, parlo del primo periodo. A un certo punto lei ha detto che nel 2000, non vorrei sbagliarmi, non ha ricevuto più lo stipendio. Quando era detenuto nei periodi di detenzione prendeva sempre 4 milioni oppure erano al mese oppure erano, diciamo, ridotti, decurtati? Dottore, adesso cerco di essere io più preciso perché forse sono io che non ho specificato la situazione. Io dalla rottura del 1996, diciamo, perché poi alla fine quando là andiamo a finire 96, a fine 95-96, quindi un poco dopo pure l'arresto di De Simone, quindi andiamo proprio su quel mese, quindi possiamo essere pure precisi per la data. E allora le stavo dicendo, io dopo che mi sono rotto e ho fatto questa scissa, stavo nei conti, però ho rifiutato e non li percepivo più. Pure che io comunque ho cominciato ad avere a che fare autonomamente con altri clan, ho saputo poi che fino al 2000 i soldi venivano erogati per conto mio come Franuccio Leone, insomma, nei conti di Casal di Principe, però venivano beneficiati dai fratelli Cantone e compagnia varie, perché alla fine dei conti io ero assemblato in quel gruppo, quindi diciamo che ne beneficiavano loro, pur sapendo che magari mi arrivavano, ma io comunque avevo rifiutato e già non li prendevo più. Ho capito. Senta, un'altra domanda. Dunque, lei ha parlato prima ancora di essere affiliato formalmente, quindi stipendiato dal clan. Lei ha parlato del fatto che li conosceva, sapeva tutti quanti, conosceva tutti già i componenti del clan e anche, ha detto, i maggiori criminali di massimo livello, ha detto in sede di controesame, e quindi era in rapporto con costoro. Mi può dire, per capirci prima dall'affiliazione, con quali di queste persone era di massimo livello del clan dei Casalesi, era in rapporto, per comprendere i nomi e per capire il livello di confidenza che avevate prima della sua affiliazione con queste persone? Allora, parlando di quando ero proprio un adolescente, quindi cominciamo a fare i primi guai, stiamo parlando 14 anni, 14 anni, 15 anni, quindi questa è l'età che si cominciano, almeno io e con altri personaggi di Casal di Principe, che abbiamo cominciato a fare i primi reati nella zona. E comunque i personaggi che erano affiancati con me, al di fuori che addirittura ci avevo fatto le scuole insieme, c'è i 2 cugini, sia Nicola che Sebastiano Panara, ma comunque conoscevo Cicciariello Schiavona, il fratello Paoluccio Davate, Maria Salvatore D'Angelo, insomma. Poi adesso tanti personaggi, o figlio Lusin Schiavona, eravamo, c'è i fratelli Borrata, era magari Cantiello stesso, Paolo Letizia, altri personaggi oggi legati alla Mala della zona, comunque sempre personaggi di livello.
Logicamente non stiamo parlando né di Bidognetti né di Francesco Schiavone, perché all'epoca comunque li avevo intravisti qualche volta, ma non avevo questi rapporti così. Però quando mi riferisco a personaggi di massimo livello mi riferisco a personaggi che oggi effettivamente comunque nell'ambito della camorra casertana, specialmente quelle di Casal di Principe, contano e ancora oggi. Tra queste persone di massimo livello che ha citato molti nomi, alcuni di questi erano entrati nel clan dei Casalesi prima di lei? Quindi erano stati affiliati formalmente prima di lei con stipendio? Però così, Presidente, Prima di me è stato affiliato, per esempio Cantiello già era stato affiliato, perché comunque prima facevamo qualche reato insieme, parlo sempre di rapine e queste cose così, poi in seguito pure Sebastiano Panaro, magari un poco più tardi pure Nicolin, però per esempio Cicciariello già erano personaggi all'epoca di massimo livello, per esempio il fratello di Francesco Cicciariello, Gaetano, che poi Bonanima è morto, che insomma addirittura ha fatto le scuole con me fino al magistrale, alle superiori. Quindi diciamo che con queste persone... i personaggi sì, erano tutte persone, che io sono di Villa di Piano, l'ho sempre detto, l'ho ribadito, ma la mia io ho sempre vissuto su Casal di Principe, cominciando dalle scuole che andavo dalle suore, purtroppo non è andato a buon fine fino ad oggi. Con queste persone di cui ha parlato, che erano entrate nel clan prima di lei, aveva una confidenza tale che costoro gli parlassero anche in via generale delle dinamiche del clan dei Casalesi? Del clan? Delle dinamiche del clan? Voglio dire, mi pare un po'... Scontato, diciamo che stiamo un po' allargando troppo. Tutto il controesame è stato fatto tutto su questo Fra l'altro, voglio dire, andava a fare degli omicidi con queste persone e penso che avesse una certa confidenza. Parlo del periodo antecedente all'88, ovviamente, il periodo antecedente all'affiliazione. La mia domanda è legata al grado di confidenza, e quindi informazioni che le persone che lui conosceva, che erano entrate nel clan prima dell'88, prima cioè della sua affiliazione, quello che gli dicevano in ordine alle vicende del clan. Questa è la domanda. Io, dottore, spesso mi riunivo a parlare proprio con Aspetti un attimo, per favore, della Costa. Presidente, se con il riesame il pubblico ministero introduce nuovi temi, il riesame perde la sua natura per diventare una modalità per sottrarsi all'esame, sottrarsi in senso tecnico, dico. Al controesame. Non dire determinate cose in sede di esame in maniera da sottrarsi al controesame, perché è evidente che il controesame, posto anche quello che il Tribunale ha stabilito, deve riguardare l'esame, poi li recuperiamo. Allora, forse non ci siamo capiti. Il pubblico ministero deve continuare, sospendiamo l'esame e andiamo. Ma qui stiamo parlando Presidente, stiamo parlando del riesame. Io queste domande non le ho fatte in sede di esame perché sono state affrontate, perché il DOP è scontato. Ma in sede di riesame Avvocato, in controesame si è parlato abbiamo parlato almeno mezz'ora e solo in controesame del fatto che lui, essendo affiliato aveva 11 anni, antecedente, non aveva informazioni, che quindi come che c'entra? Riesame per far emergere formalmente quella che 11 anni lo abbiamo riferito ad una data in relazione ad un fatto, non abbiamo parlato di rapporti con i clan. Come no? L'avvocato ha fatto domande specifiche sul fatto che era entrato nell'88 e quindi, siccome nel periodo antecedente non aveva informazioni perché non era affiliato, ha fatto domande, lasciando il vuoto dichiarativo, ha fatto delle domande in cui praticamente si sa che ha delle amicizie con queste persone, perché l'ha detto in sede di controesame, ma si è fermato lì. Ovviamente io do per scontato la risposta, posso anche considerarla fatto notorio, però visto che si è affrontato in sede di controesame questo argomento, per me è notorio, a questo punto bisogna sviscerarlo in sede di riesame, perché è palesemente se è notorio, qual è? È il notorio per lei, evidentemente non è notorio. Allora, siccome io non ho ovviamente
non ho la palla di vetro, allora siccome quello che per me può essere ovvio può non essere per gli altri, allora faccio la domanda diretta al testimone che risponde. Penso che facciamo prima a fargliela. Sì, però Presidente, così non la finiamo più ed è sempre si va in quello che dicevo io, non è un riesame ma è un nuovo esame, vabbè, facciamolo. Come un nuovo esame. Allora, Faccio tutte le domande che crede, va bene. può rispondere a questa domanda a livello di confidenza con le persone che facevano parte del clan prima della sua formale affiliazione Confidenza nell'88? è una valutazione, Presidente. Dicesse quali rapporti aveva su fatti specifici, non si aveva Il confidenza. livello di amicizia e se le parlavano delle vicende del clan. E in che termini, in che modo e che livello? Dottore, stiamo parlando di un anno che c'era ancora Bardellino ancora vivo, quindi insomma, là, non era più il clan dei Casalesi, ma bensì era la nuova famiglia, quindi controllata da Antonio Bardellino. Ci stava ancora Mario Iovine che era ancora in vita, ci stava ancora per esempio De Falco Fuggiaschi che era ancora in vita, e allora a volte si parlava di queste persone che erano stati amici miei di infanzia, ognuno di loro era legato, per esempio Sebastino era legato a Ciccio Schiavone, a Sandocanne, insomma già se ne parlava. Ci incontravamo a Versa che io andavo a scuola, quindi lui è già era affiliato, stiamo parlando dell'87, quindi insomma E lei? forse prima del... Lei che rapporti aveva? Rapporti avevo ancora, cioè mantenivo ancora dei rapporti con loro, perché poi come le stavo dicendo signor Presidente, visto che noi comunque da ragazzi facevamo tutte queste bravate insieme, magari tenevamo un'arma in comune, tanto per dire, per esempio facevamo le rapine, tenevamo un fucile a canne muzze, cioè era un bene comune di tutti noi piccoli delinquenti, diciamo. Magari tenevamo una pistola, adesso ricordo, cioè, con una pistola, una rivoltella con un solo bossolo dentro praticamente. Cioè, quindi ci dividevamo ancora queste cose, sì, e loro già avevano cominciato ad avere a che fare con questi personaggi che oggi sappiamo chi sono, per esempio Bidognetti, Schiavone, per esempio lo stesso Candiello, insomma, da amico nostro si è trovato ad avere cioè, legamenti prima di me, anzi molto prima di me, già con Bidognetti Francesco. Le posso dire qualche altro, per esempio altri personaggi che erano legati a De Falco, per esempio Antonio Iovine pure era una persona che veniva spesso, insomma, eppure era un altro personaggio che io comunque da ragazzo conoscevo abbastanza bene, non l'ho frequentato per fare i reati, ma comunque spesso ho incontrato, ho potuto parlare e poi è diventato personaggio, è diventato quello che è diventato. Quindi stiamo parlando di persone che praticamente quelli eravamo e ognuno di noi è stato indirizzato poi alla malavita, chi in più, chi in meno, chi ha perso la vita. Va bene. Però diciamo che io sono sempre Altre stato... domande? Sì, un'altra domanda. Senta, sulla domanda della difesa sempre, che hanno chiesto se sapeva dove, non ho qui compreso se era dove abitava, dove viveva, cioè il luogo specifico oppure in generale, in Cosentino Nicola, volevo chiedere, lei sapeva dove viveva e non conosceva l'abitazione, il luogo preciso, oppure non sapeva proprio nulla di dove neanche vivesse? Presidente, ma già ho risposto però. No, non è stato chiaro nella risposta, la domanda non era... La domanda Facciamo l'ho segnata. prima a farla la domanda. Ma non, Presidente, quando il pubblico ministero fa una domanda in sede di esame, la difesa la ripete in sede di esame, quante volte viene detto non si può ripetere la stessa Allora, cosa ha domanda? risposto, avvocato? Io non ho capito se ha risposto alla Che domanda non sapeva neanche dell'abitazione dove o ha risposto alla domanda del comune, per capirci. Poteva essere di Torino, non lo so, io non ho capito la risposta. Quindi, siccome non ho capito la risposta perché la domanda non era chiara per dire se si riferiva all'abitazione o si riferiva al comune, Facciamo io prima la domanda la voglio fare. Facciamo prima a fare la... Allora, signor Presidente, a mia conoscenza... È di orario. Ecco, voglio essere insomma, adesso voglio essere preciso, voglio preciso, non più il vago come è abituato mio, perché praticamente lo faccio proprio per onestà. Io sapevo che abitava a Caserta, praticamente. Boh, se è così non lo so. E non lo posso proprio dire perché non sono mai stato a casa sua e non ho mai potuto appurare la situazione del genere. Quindi io, cioè a me conviene più dire non lo so perché non sono a conoscenza della situazione diretta. Ho capito. Oppure risponderle quelle che io so che magari nel tempo ho potuto apprendere o sono venuto a conoscenza che magari lui abitava a Caserta. Boh, il luogo, il punto esatto non lo so. Può darsi pure che invece di abitare a Caserta abitava a Sant'Angelo. Abbiamo capito? Ho capito. Senta, mi scusi, ma
questa sua conoscenza si lega a un periodo preciso o è generale? Presidente opposizione. Già lo ha detto 2 volte, poi faremo delle valutazioni su quello che ha detto. Periodo non l'ha mai detto, se si tratta di una conoscenza che è radicata negli anni 70, 80, 90, 2000, 2009, non l'ha detto. Non l'ha detto. Se la E vabbè, il pubblico ministero, però poi dopo possiamo fare altra ventina di specificazioni. È una domanda abbastanza insomma. Se l'ha visto o l'ha sentito da qualcuno. Presidente, già lo ha detto, è solo se una domanda, se è ammessa, a che periodo risale questo suo ricordo del luogo di residenza, di abitazione secondo quelle che sono le sue informazioni. Questa è la domanda. Della Corte, lei ha detto che lo sapeva che stava a Caserta, come lo sapeva, quando l'aveva saputo, da chi l'aveva saputo, si ricorda? Signor Presidente, deve essere per forza vago, perché non ricordo come sono venuto a conoscenza, oppure se aveva una situazione del genere, perché magari nel parlare con le persone, sapendo che o magari qualche volta è stato chiesto, va bene, oppure magari... Va bene così. No, stavo dicendo, magari inerente a quella questione che insomma, praticamente la stavo pure citando prima, per quanto riguarda il discorso magari dell'immondizia, dei voti, cioè, con precisione non so. Le potrei dire pure non ricordo più che altro. Sì, però... sì, non c'è problema. Senta, sempre in sede di controesame, lei ha detto che praticamente, l'aveva detto anche parzialmente in sede di esame, poi ci sono state altre domande, quindi ha risposto in un modo peculiare, aveva detto sostanzialmente che avevano sempre fatto i voti per Cosentino, poi gli hanno fatto le domande su qual era il periodo, qual era la singola elezione, eccetera, eccetera. La domanda era, mi scusi, che avessero fatto sempre i voti per Cosentino, lei lo sa in relazione a dati specifici, ricordi, qualsiasi cosa, indicazioni che le hanno dato? Milita, per me mi resta più semplice, forse magari sto dicendo una cosa che non dovrei dire. Per me Cosentino è più mafioso di me, sinceramente. Perché? Le sto dicendo il perché. Perché comunque un personaggio come lui, un facoltoso come lui, perché poi stiamo parlando di una persona abbastanza facoltosa, si è sempre limitato ed abbassato ad avere a che fare con le persone magari legate alla malavita, quello che sia, sempre per arrivare al suo scopo. Quindi in un certo qual modo le potrei dire che... Noi così ci stiamo aprendo. Guardi che la domanda non era questa. Sì, stavo dicendo, signor La Presidente, domanda non era per me questa. Cosentino... Sì, Ma non è che lei deve dare una valutazione, mi spieghi. Lei deve dire i fatti. Nicote, prego, evitasse basse diffamazioni, Presidente, perché non è questa la sua veste, dicesse fatti e non desse qualifiche. Altre domande, pubblico ministero? No, volevo sentire la risposta. E la risposta l'ha sentita, ha risposto una cosa per un'altra. Io avevo fatto una chiedo domanda. scusa, signor Presidente, chiedo scusa. No, volevo, se può rispondere a questa domanda, se è in grado di farlo. Me la riformuli, dottore, perché sinceramente... Allora, il fatto che aveste fatto sempre i voti per Cosentino sempre nel tempo, che tipo di qual è l'informazione, da dove la trae, da quali dati, questo è il dato. Dottor Milita, per noi, quando dico noi intendo la questione mafiosa della zona. Nicola Cosentino erano punti di riferimento, era un personaggio più illustre nella politica e quindi era dovuto a lui magari portare avanti un discorso che magari non era nemmeno solo per lui, oppure qualcuno che lui indirizzava di poter dare i voti, ci si faceva sempre, perché comunque era il personaggio più illustre della zona, è legato al vertice dei clan, quindi praticamente quando diceva una cosa Cosentino era quasi legge, se non per dire proprio legge. Ed ecco perché ognuno di noi aderiva a questa situazione. Quindi per me a volte è più che scontato che altro, quindi Grazie. è vero che rispondo pure a sproposito, chiedo scusa, insomma, magari se pure l'ho fatto, e lo chiedo scusa pure al signor Presidente che per più di una volta me l'ha detto, insomma, io ho reiterato in questa situazione, però a volte viene spontaneo, signor Presidente. Va bene. Non ho altre domande. Non ho altre domande. Finito. Allora, possiamo chiudere il collegamento? Qualche domanda introdotta dal pubblico ministero, noi dobbiamo per forza chiedere qualche spiegazione o specificazione. Molto velocemente. La Corte, lei conosce Stefano Ulione?
Non è una domanda indotta al pubblico ministero, per la precisione. Proprio adesso, siccome c'è stato un fuoco di sbarramento sulle domande in sede di esame, che erano tutte di riesame, questa proprio... Dobbiamo chiudere l'audio? No, ma non c'è alcun nesso con il riesame del pubblico ministero. Non lo sappiamo, dobbiamo chiedere. Perciò dicevo, se era opportuno chiudere... Perdonatemi. No, ma lei... Perdonate, signor Presidente, no, perché la domanda posta così... No, ma se è un'opposizione del pubblico ministero, il Tribunale si deve pronunciare, ma non è che lei c'ha veste per intervenire in questo contrasto. Come Mi sono minaccia, spiegato. Della Corte, lei può capire anche più di me. Lei può capire anche più di me e immagino che riesca a capire No, anche più di no, me. no. Però è una questione processuale, capisce? Non c'entra Va niente. bene, allora... La domanda No. Mi scuso, però la superiamo, andiamo avanti. Va bene, non si preoccupi. Sono quasi una minaccia. Quello è il discorso. Della Corte, perdonatemi, questo bambinone Pasquale Gianluca Pagano, sapete se lui personalmente o il di lui fratello faceva parte di qualche consiglio comunale? Se sì, di quale zona? No, con esattezza non sono a conoscenza almeno non ricordo al momento, ma comunque direi più di no. Direste più di no. Sapete dirci se era più vicino al centro-destra o più vicino al centro-sinistra questo soggetto? Mi oppongo palesemente fuori dalla possibilità. Stiamo già facendo un nuovo atto che non è previsto al codice. Sulle domande del pubblico ministero e sulle circostanze che ha introdotto il pubblico ministero. No, ho fatto riesame puro. No. Mi oppongo formalmente a questa domanda perché non è né agganciata e quindi agganciabile logicamente al riesame del pubblico ministero né proprio... Va bene, andiamo avanti. Che a voi risulti questo soggetto fosse collegato a qualche esponente apicale, politicamente parlando, del centro-sinistra? Mi rioppongo alla domanda per le stesse ragioni di prima. Francamente è un argomento che non rientra nella facoltà, la possibilità della difesa all'esito del riesame. Non comprende il nesso e la rilevanza. Sapete dirci se questi lavori relativi alla realizzazione del metano a Villa di Briano nelle zone limitrofe fosse partorito da un consorzio di comuni, cioè era un'attività che veniva fuori da un'attività di più comuni messi insieme attraverso la costituzione di un consorzio? Presidente, mi rioppongo alla domanda, è stata fatta in sede di controesame, il riesame non ha toccato la questione dei consorzi, mi oppongo alla domanda riformulata all'esito della chiusura del cerchio. Ostruzionismo. No, ha preso il codice, applico il codice. Avvocato, altrimenti la prossima volta, se sarò onorato di sostituire il collega, io mi metterò qua, lei ogni domanda che fa io faccio opposizione. C'è opposizione. Noi siamo qua per cercare di accreditare una verità vera, al di là di quelli che sono i dati processuali. Se lei puntualmente su ogni mia domanda fa opposizione, noi ne prendiamo atto, io non abbandono la come ha fatto il collega, e la porterei direttamente al Consiglio dell'Ordine, se queste sono le regole attraverso le quali noi dobbiamo fare un controesame e chiudiamo la partita. Cioè perché voi non ci date la possibilità di svolgere, seppure in malo modo, il nostro lavoro. Cioè è un continuo opporsi anche da un punto di vista di norma. Per favore, non diciamo. Lei ha fatto una serie di domande in sede di esame che erano completamente, affette da uno sbarramento a monte, gliel'abbiamo consentito. Per favore, stiamo qui cercando di comprendere quello che è realmente accaduto. Puntualmente, quando le fa la difesa c'è opposizione. Avvocato Letizia, per favore, mi pare che oggi abbiamo un po' esagerato e poi non giova a nulla, nuoce soltanto, nuoce anche al clima in cui si deve lavorare e ancora si deve lavorare tanto. Allora, a questo punto facciamo così. No. Avvocato Letizia, ma 150 anni prima che nascesse non conosce Lorenzo Di Acqua, vuol dire che noi qua stiamo perdendo tempo. Sta offendendo la nostra per favore, lo dirà in discussione. Va bene, allora a questo punto possiamo concludere l'esame